per te. Io piangerei per te. Io morirei per te. Che so chi sei per te. Solamente male mi farai. Cosa spero non lo so. Ti conosco troppo bene. Tu non cambi per nessuno e nessuno cambia te. Ed allora prendi questo uomo che non ragiona sempre in sé. La follia, d'abbracciarti e perdonarti. È una voglia che sta esplodendo in me per te. Per te. Io piangerei per te. Io morirei per te. Che so chi sei per te. Solamente male mi farai. La follia, d'abbracciarti e perdonarti. La follia, la follia. Sì, veramente la follia, quello che sentiamo in questi giorni è pazzesco, il ladro che vuole denunciare per diffamazione la persona che è stata derubata da lui perché ci sono le telecamere che lo riprendono, la follia di quello che sta succedendo anche in politica, delle cose inaudite, questi lavoratori che più lavorano e meno soldi prendono, quelli che non fanno niente sono pochi, inciappano anche una montagna dei soldi, specialmente in politica, ma questa mattina ne parleremo invece con Stefano Garibbo che è responsabile del lavoro Confartigianato. Buongiorno Garibbo, grazie di essere qui con noi per spiegare un po' come stanno le cose. Dovremmo aver collegato anche da Padova il dottor Guglielmo Pisani, medico di famiglia. Allora Garibbo, ci spieghi un po' qual è la situazione attuale che riguarda proprio il mondo del lavoro? Voi avete dei numeri importanti, sapete quello che dite? Prego Garibbo. Sì, beh, intanto buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori. Il mondo del lavoro, diciamo, come sta in questo momento, almeno quello della piccola impresa che rappresentiamo noi, è ancora in un trend positivo, nonostante insomma i periodi alle spalle anche difficili. Comunque l'uscita dal biennio Covid è stata positiva per le nostre aziende, magari che sono anche molto trainate dal volano positivo, insomma, delle costruzioni, le luci e ombre comunque degli incentivi per le ristrutturazioni hanno ovviamente valorizzato tutto il comparto artigiano che si muove ovviamente su tutta la tecnologia che sempre poi di più pervade anche la costruzione e ristrutturazione degli edifici. Anche il commercio con l'estero, quindi le aziende nostre della filiera legate alla meccanica stanno andando bene, quindi diciamo è ancora un momento positivo. Cronico il problema ovviamente di attrarre nuovi giovani con le nostre lavorazioni, perché ricordo che il mondo del lavoro che rappresentiamo noi è al 92% fatto da operai che noi ambiamo siano sempre più specializzati, sempre più competenti e ovviamente messi in condizioni di sicurezza sempre maggiori per lavorare meglio e per lavorare tranquilli. Allora Garibbo, io vorrei capire come fare a trovare e cercare di far capire a quei giovani, che ne abbiamo pochi, gli altri non ci sono proprio perché non li abbiamo, siamo un popolo che sta invecchiando in maniera incredibile purtroppo, per far diventare operai. La formazione intanto, perché ormai la tecnologia veramente ha preso il volo nel vero senso della parola, intanto è vero che lei dice operai specializzati, non parliamo più di operai normali ma di operai specializzati. Ma perché un ragazzo intraprenda questa strada, secondo lei, per intrigarlo, invogliarlo, cosa si dovrebbe fare? No, esatto, diciamo che anche un nostro recente studio insomma, ha dimostrato, ma insomma esistono anche fiere internazionali come Automatica a Monaco di Baviera, insomma, che sempre di più le industrie, le fabbriche, mettiamola così, saranno sempre più luoghi ad alta digitalizzazione, ad alto investimento tecnologico, dove diciamo la gestione del flusso di dati, la capacità di autocorreggere, di autodiagnosi, di
e anche questo consentirà anche piccole produzioni in serie di essere altamente digitalizzate, quindi di avere anche un ingresso nella piccola impresa di queste tecnologie. Porta ovviamente dall'altro lato la necessità di avere e sicuramente insomma a partire dall'Uldismo in poi tutte le riforme diciamo industriali hanno dimostrato che si è solo creata più occupazione sicura, quindi non dobbiamo preoccuparci. È vero che tanti tipi di lavorazioni a basso diciamo appunto seriali e da operaio comune nel tempo verranno sostituite sempre di più dalla presenza e necessità in azienda di coabitazione con la tecnologia di tecnici, diciamo operai altamente specializzati, e come attrarli. Ecco, diciamo sicuramente noi abbiamo la necessità sempre di più di rappresentare quelli che sono oggi i luoghi di lavoro della marca trevigiana, che ovviamente è al fiore d'occhiello rispetto ovviamente a un tessuto nazionale. Ovviamente qui abbiamo le aziende dell'avanguardia, noi dobbiamo sicuramente cambiare passo, riuscire a portare magari anche tramite una maggiore presenza nelle scuole, a partire da quelle professionali dove seppur pochi si continuano a iscrivere ragazzi per crearsi un futuro, magari all'inizio da dipendenti, un domani da titolari, ma serve una nuova narrazione, serve far capire che i luoghi di lavoro anche della produzione sono totalmente cambiati e quindi renderli più attrattivi, perché forse c'è più tecnologia all'interno di una piccola azienda ovviamente competitiva che in altri ambienti di lavoro. Forse diciamo la tecnologia avrà più facilità a sostituire un impiegato, intendo dire, che fa data entry, mettiamola così, o lavorazioni quindi diciamo impiegatizie a basso contenuto diciamo di complessità saranno più facilmente sostituite dalla tecnologia, mentre nel mondo del manufatturiero la tecnologia per forza conviverà sempre di più con tecnici altamente specializzati, e noi abbiamo la necessità di rappresentare la fiera che dicevo automatica di Monaco di Baviera. Potrebbe essere ad esempio un'opportuna meta di gita per un istituto professionale del prossimo anno. Ecco, dobbiamo riuscire a contaminare sempre di più lì dove il meglio e il top diciamo della tecnologia viene espresso, per farlo capire ai giovani che gli ambienti di lavoro, quelli che rimarranno competitivi, sicuramente saranno informati a queste tecnologie e richiederanno giovani su cui investire sempre di più e sempre con più ovviamente attitudine sì alla manualità, ma una manualità integrata anche a gestione sempre di più di interfacce informatiche e quant'altro. Scusi Garibo, mi viene normale a fare questa domanda, dobbiamo spostarci in Germania per imparare, non sarebbe meglio farlo qui da noi, imparare qui da noi, visto la genialità, la creatività che hanno i nostri artigiani, cioè dobbiamo andare a imparare a una fiera in Germania, dove che veramente da secoli siamo noi che abbiamo... No, ma ho capito io quello che lei sta dicendo, guardi che si è capito benissimo, però la mia domanda è anche questa, cioè ci spostiamo anche per questo. Sentiamo cosa mi racconta invece il dottor Guglielmo Pisani, medico di famiglia. Anche qua grossi problemi, non ci sono più medici di famiglia, ecco, non ci sono più giovani medici che vogliono fare questo lavoro. Cosa ci dice dottor Guglielmo Pisani? La vedo con la mascherina bella tosta. Prego, cosa mi dice questa mattina dottor Pisani? Com'è la situazione dal vostro osservatorio? Dal mio osservatorio, dal nostro osservatorio, la situazione per quanto riguarda la medicina in generale è, diciamo, difficile. I giovani medici si iscrivono alla scuola di specializzazione che con un colpevole ritardo la Regione ha attivato un numero congruo di partecipanti alla scuola, troppo tardi per coprire poi i posti di noi medici anziani, diciamo, che andiamo in pensione, e il lavoro non è più un lavoro molto ambito. Se i posti, le zone carenti vanno sempre scoperte, bisogna farsi delle domande e darsi delle risposte. Qua ho la dottoressa Giulia, che è una discente della scuola di specializzazione, della scuola di formazione specifica in medicina generale
della Regione Veneto, e anche lei può dirvi qual è la situazione della medicina generale nel Veneto. In effetti ho proprio piacere di sentire la dottoressa, intanto perché è giovane e mi fa molto piacere. Non è vero che i giovani non sono interessati, è che devono avere una gran passione, ma proprio grande, per intraprendere queste carriere in un momento così delicato, ma perché siamo sempre in ritardo, non perché non ci siamo, è perché siamo in ritardo, ci pensiamo dopo, non prima. Bisogna fare la prevenzione prima, e forse voi ce lo insegnate che prima di curare bisogna prevenire questo male italiano. Prego dottoressa, cosa ci racconta? Giovane, in carriera, una specializzazione non facile. Prego dottoressa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sicuramente ci vuole passione e ci vogliono anche le condizioni per poter lavorare bene in questi anni. A volte ci offrono contratti provvisori dove ci troviamo a gestire ambulatori anche massimalisti da soli, e finito l'incarico annuale poi ovviamente ci ritroviamo di nuovo punto e a capo, per cui in questi anni non è così semplice, nonostante la passione che ci può essere di base, però sono momenti un po' complicati, ecco, per entrare nel mondo del lavoro. Meno male che l'ha detto dottoressa, mi fa molto piacere, perché abbiamo sentito il dottor Pisani, ma abbiamo sentito anche una giovane che sta cercando di far capire che così le cose non possono continuare. Avete sentito, dopo un anno ci ritroviamo a rifare il tutto, perché c'è un precariato ancora che vola in maniera incredibile, per non parlare del lavoro nero. Allora sentiamo cosa ci dice Rinaldo da Venezia. Veloce Rinaldo, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto i medici di oggi, ben che vengano ragazzi così giovani, va bene, che hanno un avvenire davanti. Adesso il medico della volta mi dava le siene, in farmacia, il che faceva le partite. Adesso quello che è più sollevato, penso, un medico. Dopo da tante ore sta in laboratorio le fare, ma bisogna che lo Stato si renda conto quali sono i veri problemi, no, del Paese. Credo che presto con i vitalizi che hanno fatto i nostri politici, di dare prestinare i vitalizi in più con il 10%, ai pensionati e i figli a cavallo. È vergognoso. Vabbè, in quanto che riguarda il lavoro una volta gli operai specializzati, c'erano bravi saldatori, gente che lavorava in torni, gente che faceva barche di legno, non di plastica, con legno io lavorava loro, dandogli a forma chi voleva. Adesso è tutto da plastica, ti strucca un bottone e viene fuori tutto, non vede più operai che devono lavorare. Perché anche i giovani di adesso che c'è tutta la tecnologia, chissà dove ci andremo, ma saremo meglio con l'operaio della rispettare, va bene da avere 3-4 occasioni, 5, che gli insegnava a lavorare e chi si imparava. Dopo, quindi, qui aveva 30 anni, diventai operai specializzati, saldava, faceva, andava, e tutto come non con le macchine. Deve cambiare tutto, Mirella. Purtroppo non ti vedi, siamo messi sulle mani dei 4 ladroni, gente che non pensa a fare povera gente, ti dà da vergognarsi, perché con l'italizio, ho visto Tonini, gli amici che era 92.000 euro di pensione. Ma se permesso una roba del genere, anche io dico, io parere, c'è da vergognarsi, 1 miliardo passa all'anno, un operaio fa 100 milioni, 10 anni di lavoro. Ma è un mondo di cose, da vergognarsi. I giovani che andano in piazza, sta a fare tutto, e sta a fare ore e regole in mano, perché è il paese dei giovani, non delle persone anziane. E poi solo di imparare dai vecchi. Ma i vecchi la piazza a parte, adesso il mondo è suo e che ci vorrebbero i giovani. Brava dottoressa, vai a tirare coraggio, perché un mestiere come il tuo che vuol coraggio, passione, ma è un mestiere tanto faticoso da fare tanta fatica, e che sarà la meglio. Comunque le faccio tanti auguri, buona giornata a tutti, e ricordermi quando devo stare questi 4 cadaveri
Grazie, attenzione con le parole, mi raccomando che siete davanti alle telecamere, state attenti, perché sapete che c'è un mondo che è molto suscettibile, attenzione, quando parlate ricordatevi quello che vi dice la Mirella, state attenti. Allora, non perché abbiamo paura, ma perché purtroppo sono così, sono suscettibili, basta una virgola sbagliata e poi c'è qualcosa che non funziona per loro. Allora, detto questo, io direi di andare a vedere, visto che le cose vanno bene, come ha detto naturalmente Stefano Garibbo, e ci fa piacere perché siamo partiti con una nota positiva, questo super bonus Confartigianato. Andiamo a sentire. Super bonus colpiti e affondati. Il governo dà lo stop alla cessione dei crediti e anche in Veneto la reazione è durissima. L'edilizia è un settore in crescita che rischia di subire una drammatica frenata. L'impatto della decisione presa dal governo apre a scenari economici pericolosi con ricadute sociali pesantissime. C'è un rischio di un problema sociale e di un fallimento di tantissime imprese. Confartigianato lancia l'allarme. Pur rimanendo i bonus fiscali, il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura verosimilmente ridurrà fortemente l'interesse degli italiani a eseguire i lavori sulle loro abitazioni. Di conseguenza il mercato diminuirà sensibilmente, mettendo a rischio tantissime imprese con ricadute anche sui posti di lavoro. Il comparto dell'edilizia potrebbe avere una ripercussione negativa, rischiando anche di diminuire tutta la mole di lavoro che c'era in atto o rischiando anche qualche cassa integrazione. Il tema dell'edilizia è un tema molto forte per tutto il nostro paese, perché quando girano le gru gira anche l'economia di tutta quanta l'Italia. C'è da dire che il settore fino ad oggi è stato spinto dai super bonus e Confartigianato aveva già criticato l'aliquota del 110%, considerata troppo elevata. Noi abbiamo sempre condiviso il fatto che ci sarebbero voluti dei tempi più lunghi e delle aliquote meno gravose, anche per lo Stato. E così il governo, per salvaguardare i conti pubblici, fa un passo indietro e blocca la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per chi inizia l'iter per l'esecuzione dei lavori da questo momento in poi. Resta solo la strada della detrazione d'imposta. Confartigianato Vicenza quindi lancia un messaggio forte e chiaro. Ho sentito il ministro Giorgetti che ha dichiarato che le scelte del governo precedente sono state scelte scellerate. Attenzione, perché le scelte che vengono fatte da questo governo non devono mettere a repentaglio le imprese, ma soprattutto le famiglie. Allora, eravamo a Vicenza, era il 17 febbraio del 2023, Garibbo, e abbiamo sentito cosa ha detto la Confartigianato di Vicenza. Adesso siamo a metà luglio. Lei cosa ci racconta? Queste gru, tantissime gru, ma molte anche ferme. Là è successo il finimondo con i super bonus. C'è chi ce l'ha fatta, chi non ce l'ha fatta, chi è stato fregato, di tutto e di più, perché tanto siamo il paese dei furbetti e così continua a funzionare. Chi è stato più fortunato e chi è stato anche molto sfortunato con questo super bonus, anche molto difficile. Prego, Garibbo. Come dicevano i nostri amici di Vicenza, ovviamente noi avevamo ammonito sin dall'origine di quella normativa di alcune cose che andavano registrate dall'origine a livello normativo. Poi, norma fatta, ovviamente noi abbiamo sempre detto di affidarsi alle imprese, quelle che avevano una storia nel territorio, che avevano insomma dei fondamentali che erano anche facilmente riconoscibili anche tramite il supporto della nostra associazione. Molto abbiamo fatto anche qui nel Trevigiano con dei servizi proprio di accompagnamento per l'utenza che aveva bisogno di questo. È innegabile perché insomma anche i dati camerali hanno dimostrato la nascita diciamo anomala, per non dire altro, insomma nel periodo dei bonus di aziende improvvisate in edilizia che hanno anche, ora che inevitabilmente l'onda dei vantaggi si riduce perché ovviamente non era sostenibile per il legislatore, ci sarà sicuramente un contraccolpo e la presenza insomma di ditte anomale nel settore non è stata, non l'abbiamo mai ovviamente l'abbiamo sempre osteggiata, nel senso che noi siamo sempre stati quelli che pretendono insomma che chi vuole fare l'imprenditore edile,
che è un lavoro fondamentale, anche questo sempre più complesso, anche questo orientato al green, quindi pieno di competenze, insomma di cose che poi restano nel territorio. Non sia così facile, intendo dire, aprire una partita IVA nel settore edile, ma ci siano alcuni standard da riconoscere. Però anche queste nostre richieste non sono state finora accolte, e effettivamente la preoccupazione ora c'è, quantomeno sicuramente un contraccolpo ci sarà in termini già lo stiamo registrando, insomma, di raffreddamento, insomma, del volume di crescita e del volume di ore lavorate nel settore, però questo era quasi inevitabile rispetto, insomma, alla costruzione di una norma che poi, come era stato detto nel servizio, per gli imprenditori l'importante è che le regole siano chiare e durevoli su un arco temporale ragionevole, mentre questa norma è stata proprio ogni 6 mesi cambiata, modificata, quindi è stato anche difficile comunque per le imprese, anche quelle sane che erano coinvolte in questa filiera, gestire la cosa. Ecco, quindi sicuramente ci serviranno nuovi, anche la nostra recente indagine sui capannoni che abbiamo fatto, insomma, servirà anche pensare dove andare a ristrutturare, a riconvertire, sempre ovviamente nel rispetto del consumo del suolo, quindi sicuramente tutto il tema della riconversione, non solo delle abitazioni ma anche dei capannoni, potrebbe essere una nuova frontiera, se gestita bene, se coniugata bene con gli interventi legislativi nazionali e regionali, che potrebbero dare miglioramenti al territorio, riqualificazione di edifici e quindi nuovo lavoro, ovviamente lavoro che anche i committenti devono valutare attentamente, le imprese a cui si affidano, perché l'improvvisazione non va bene a nessuno, tantomeno in un settore così complesso come quello dell'edilizia, che si trascina poi tutto il mondo, tutta un'altra serie di attività, dalla carpenteria, dal legno, dalla termoidraulica, dal fotovoltaico, dall'elettrico, quindi c'è un mondo dietro quando si comincia ad aprire un cantiere, ed è importante che ci si rivolga ovviamente alle imprese affidabili che hanno storia nel territorio, che hanno dimostrato anche nei momenti difficili di tenere l'occupazione, di lavorare in un modo appunto che sia di arricchimento del territorio anche in momenti difficili che potrebbero tornare nel settore. È vero, Garibo, quello che lei dice, però è anche vero che una famiglia pensa che questa impresa alla quale si affida, visto che ha le carte in regola, che è stata autorizzata a fare questo, sia a posto. E c'è qua qualcosa che non mi torna, Garibo. Ma come? Ma come? Io devo stare attenta all'impresa perché è nuova, non è conosciuta, ma nel momento che si presenta e vedo che ha le carte in regola per gestire questa cosa, io lo faccio. Cioè, vogliamo capire che il marcio parte proprio dalla base, cioè, ma non si può dare così facilmente, aprire un'attività in 4 e 4, è l'altro, ma come? È sempre il cittadino che deve stare attento, ma come? I controlli dove sono? Chi è questa persona che vuole aprire questo? Da dove viene? Cosa fa? Niente, il cittadino deve stare attento al nuovo. Ma allora, il vecchio è quello che sappiamo, conosciamo e non tutti lo conoscono, perché il super bonus non è che ce l'abbiamo se siamo così accompagnati in questi percorsi. Mi fido, arriva questo, io penso che sia gente per bene, che si presenta anche per bene, e dopo avete visto le truffe che sono nate. Quelle persone, le famiglie truffate, adesso come la mettiamo? Queste gru che penzolano, io mi ricordo che ho avuto un ospite che ha detto certo tante gru, ma vedrete quante ce ne saranno di ferme. Ecco, è questo che non riusciamo a capire, si permette di fare qualcosa che non va bene. Ma non va bene proprio per niente, non è il cittadino che deve stare attento a queste. Ci sono veramente, ad esempio voi dovrete essere stati ascoltati, come ha detto lei, quando partecipate a questi tavoli di concertazione, voi avete le idee chiare perché rappresentate una categoria importante, forse la più importante è l'artigiano, è quello che ha girato l'economia in Italia per anni e anni e anni ed è stato azzerato, Garibo. I nostri artigiani sono stati azzerati. Quelli che abbiamo dobbiamo tenerli come delle chicche preziose, pietre preziose, quelle che sono riusciti a rimanere nel mercato, perché nessuno ha cercato di farli resistere, anzi
Anzi, avete visto cosa è successo e come sta andando l'economia senza gli artigiani, senza la piccola impresa? Ce ne sono ancora, per fortuna, eravamo anche molti di più una volta ed era quelli che facevano girare l'economia, non le multinazionali, ricordatevelo questo. Abbiamo Sebastiano da Abano. Ciao Sebastiano. Buongiorno signora Mirella, a lei e ai suoi ospiti. Io per quanto riguarda il super bonus, onestamente sono contento che è finito. Per quale motivo? Perché purtroppo le imprese ne hanno approfittato. Cercare un operaio, cercare un elettricista, un idraulico era impensabile, non veniva nessuno a fare lavori. Perché andavano tutti a fare nei cantieri super bonus. Poi naturalmente per colpa del super bonus si sono raddoppiate tutte le materie prime. Tutto all'improvviso, tanto c'era lo Stato che pagava e sono aumentati i prezzi. Però è anche più vero che la gente che ha fatto il super bonus non sa che quando l'agenzia andrà a fare i controlli, se c'è un'anomalia che il prezzo è troppo gonfiato, l'agenzia delle entrate dove va? Va nel proprietario di casa, non va nel capocantiere, ma va direttamente di chi ha fatto i lavori. Quindi questo super bonus io ho avuto sempre la mia paura, perché io sono del parere, se già abbiamo uno Stato che se tu fai un debito di 100 euro ti cecca per tutta la vita, ma voi volete che lo Stato vi dà non addirittura il 100%, ma addirittura il 110%. Questa è una fantasia veramente pura e quindi la gente dovrà vedere più avanti quando ci saranno i controlli per vedere quanto se veramente quel lavoro che hanno fatto veniva a quel prezzo lì, se è stato troppo gonfiato. Quindi se è stato parecchio gonfiato l'agenzia delle entrate chiederà il rimborso a chi ha padrone di casa. La ringrazio signora Mirella e buongiorno. Grazie. Allora come commenta Garibo, poi andiamo dal dottor Pisani e dalla dottoressa. No, ma come ha già detto lei, anche l'intervento è chiaro, cioè nel senso che questa norma per esigenze di rilancio, nella scelta che fece il legislatore nell'immediatezza, nella coda di uscita dal Covid, non ha voluto scaricare effettivamente poi sul privato con una serie anche di normative anche complesse che abbiamo dovuto imparare a gestire, DURC di congruità, visti di asseverazione, dimostrazione di applicazione dei contratti collettivi, tutte cose che di principio sono corrette, ma il punto di partenza è quello che si diceva prima, cioè noi da anni chiediamo una sorta di patente per accedere a poter insomma esercitare l'attività di costruzione dell'edilizia. Diciamo questa norma è stata calata su un mercato delle imprese di ricostruzione che è del tutto deregolato e purtroppo questo ha generato, ma lo dimostrano i dati camerali, come la Camera di Commercio di Treviso più volte puntualmente ha segnalato, un aumento abnorme e anomalo delle... Ma mi scusi Garibo, ma perché non siete ascoltati? È quello che non riusciamo a capire. Allora, pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca anche, perché veramente ci vengono dei punti di domanda molto importanti. C'è qualcosa sotto che noi non riusciamo a capire, voi siete appunto una Confartigianato, riuscite a capire perché hanno permesso questo e tante famiglie truffate che non rivedranno più i loro soldi e neanche i lavori delle loro case? Da chi vanno queste persone? Questa è una bella domanda. Noi abbiamo sempre segnalato la necessità, anche a prescindere dal super bonus, di regolamentare l'accesso al settore. Diciamo che ovviamente a mantenerlo deregolarizzato è più facile insomma disporre velocemente di soluzioni diciamo in un mercato deregolato, insomma poi c'è spazio un po' per tutti. Noi non siamo di quell'avviso, noi vogliamo che il settore, anche per mantenere ovviamente la sua competitività, sia fatto solo da professionisti che investono sull'attività formativa, professionisti che investono sulla messa in sicurezza dei lavoratori, perché per noi ogni infortunio che avviene in cantiere
oltre ovviamente a tutto l'aspetto umano e della famiglia e tutto quello che viene dietro, è comunque anche un danno all'immagine del settore, perché se da un lato cerchiamo, come eravamo partiti all'inizio della trasmissione, giovani da attrarre ai nostri mestieri, è evidente che anche l'immagine esterna di sicurezza, di serietà, insomma, di chi fa impresa nel settore è determinante per attrarre un giovane, dei pochi che ovviamente col calo delle nascite su cui possiamo contare nel nostro territorio. Chiaramente questo settore che deve per forza fare i conti con una nuova imprenditoria straniera, questo è inevitabile ed è nelle corde, nel sistema delle cose, ma va gestito appunto aiutando anche questi magari stranieri che vogliono entrare come nuovi imprenditori nel settore, secondo dei percorsi che sono condivisi col legislatore, che da più tempo noi come Confartigianato chiediamo, per evitare ogni volta di ritrovarci a questa domanda che lei mi pone. E ovviamente diciamo oramai i buoi sono scappati e quindi bisognerà magari fare memoria, di questa esperienza. Sicuramente come Confartigianato ritorneremo all'attacco su questi temi, perché la vicenda del superbonus letta secondo questi parametri ci dimostra una volta ancora di più che quello che noi chiediamo e che abbiamo ottenuto anche per tante altre categorie dove l'accesso a diventare imprenditore nel settore è regolamentato, prevede dei requisiti, prevede delle attività formative, dei percorsi, avvenga anche nell'edilizia, di modo da non ripetere quello che purtroppo è in effetti successo. Ma bastasse questo, dottore, non parliamo di persone straniere, parliamo anche di imprenditori e di artigiani con questa matriosca, queste scatole che un'impresa finanzia l'altra, poi ce n'è un'altra perché ce n'è un'altra ancora, ma arrivi sempre alla prima. Cioè dobbiamo anche finirla di prendere in giro gli operai, la gente per bene che lavora. Abbiamo sentito delle dichiarazioni allucinanti, Garibbo, dichiarazioni allucinanti di dipendenti che lavoravano e non sapevano neanche di cosa stiamo parlando. Ma stiamo scherzando? Chi è che permette questo? Ma come si fa a permettere questo? Queste scatole matriosca, ne trovi una, ne trovi un'altra e non ne vieni mai a capo, però qualcuno si arricchisce e qualcuno si impoverisce. Il problema è che quello che si impoverisce è sempre quello che ha lavorato onestamente. Questo è il grande problema che abbiamo in Italia. Pubblicità. Fatto di tutto come FIMG, responsabilmente e con molta pazienza di interloquire con la Regione. Ieri abbiamo avuto un incontro su nostra richiesta con l'assessore, abbiamo capito che abbiamo fatto pochi passi avanti. È muro contro muro tra Regione e i medici di famiglia aderenti alla FIMG, il 70% dei circa 3.000 professionisti veneti che dopo l'ennesimo nulla di fatto hanno deciso di passare all'azione. Ci si è promessi di ritrovarsi all'ennesimo tavolo tecnico per l'ennesimo documento. Ecco, questo gioco al massacro noi non ci siamo più e quindi ecco perché lo stato d'agitazione che parte da oggi e che presume un'interruzione dei rapporti con la Regione e con le aziende sociosanitarie. Vogliono spiegare cosa accade a sindaci e cittadini. Non si parla ancora di sciopero per responsabilità nei confronti dei pazienti. Il rischio è la privatizzazione della sanità veneta. Dove si infilano tutti i soggetti privati, societari, società finanziarie, cooperative più o meno, associazioni, dove non c'è la gestione della sanità e il controllo di qualità anche di questi soggetti, c'è un mercato che è il contrario ovviamente della qualità e dell'appropriatezza. E sembra che questa sia una volontà regionale, perché tutti questi soggetti hanno campo libero, non hanno condizionamenti, non hanno controlli, offrono prestazioni anche surrogate che scimmiottano un po' la medicina generale. Tra i problemi la mancanza di medici di medicina generale. In Veneto, dati FIMG, sono stati banditi a concorso 701 posti, 377 sono quelli ancora vacanti, con punte del 76% nel bellunese. C'è questo grosso problema che riguarda un po' tutte
tutte le province, ma è particolarmente evidente in quella di Belluno, che sappiamo essere una provincia molto vasta, con popolazione sparsa, con la necessità che il medico di famiglia debba avere più ambulatori. 8.300.000 le prestazioni offerte ai pazienti nel 2022 solo nella provincia di Padova, ambulatori che non sono mai rimasti chiusi neppure in piena pandemia, con i medici che rivendicano l'appropriatezza delle loro prescrizioni, per cui ricevono un premio dalle ULSS a obiettivi raggiunti. Ci vengono anche retribuiti questi obiettivi, per cui non si capisce qual è la verità dentro questa situazione, perché o da una parte siamo inappropriati e altrettanto impropriamente la Regione attraverso le aziende ci riconosce dei soldi, oppure significa che non è vero che siamo inappropriati. O una o l'altra. Cosa dice il dottor Pisani? Come commenta questo servizio? Questo servizio era del 1° marzo 2023, poi ne guarderemo un altro del 29 giugno 2023. Abbiamo sentito il dottor Scassola, che ha avuto diverse volte ospite, il dottor Crisarà e altri. Ecco, però è sempre quello, loro sanno cosa c'è che non va. Hanno i numeri parlano chiaro, Prego. Mi ero dimenticato di salutare tutti al precedente intervento, buongiorno a tutti. Prego. La situazione sono anni che è chiara. Io quando mi occupavo della scuola specifica di medicina generale ho invitato Domenico Crisarà per fare una relazione sulla questione e il responsabile della sanità dell'epoca, che era il dottor Mantoan, e la dottoressa Ghiotto hanno mandato come spia una impiegata per sentire cosa avevamo da dire, e noi stavamo semplicemente dicendo che la programmazione della regione era sbagliata, che ci sarebbe stato un problema con i medici di medicina generale, non si sarebbe potuto coprire tutti i posti che è necessario coprire e che una grande percentuale di pazienti sarebbe rimasta senza medico di medicina generale. Questa è la realtà. Sono anni che lo diciamo in splendida solitudine e sono anni anche che combattiamo per la sanità pubblica, quando c'è una volontà chiara, a mio avviso, però esprimo un parere personale, di spingere nei confronti della sanità privata, perché ci sono degli interessi evidentemente, e la sanità privata riesce a garantire prestazioni anche grazie al fatto che abbiamo avuto problemi con la pandemia Covid, abbiamo avuto blocchi a livello delle prestazioni ambulatoriali, e quindi la sanità privata sta prendendo il sopravvento con una complicità volontaria o meno da parte dei decisori della sanità veneta. Questa è una mia opinione. No, guardi che è un'opinione di tanti, glielo posso assicurare, un'opinione di tanti, specialmente delle persone per bene che siete anche voi, medici di base, medici che stanno cercando di far capire che stanno prendendo la strada sbagliata. Sa, dottor Pisani, io quando sento dire ma nel Veneto vi lamentate, avete una sanità eccezionale, vengono dappertutto, ma io dico, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? C'è sanità e sanità, ci sono situazioni e situazioni, che abbiamo dei meravigliosi cardiochirurghi, chirurghi, medici, non c'è ombra di dubbio, ce n'è anche una testimonianza vicina al dottor Pisani, ma è tutto il resto che non funziona, però quando sto veramente male non vado a curarmi nel privato, devo andare nel pubblico a farmi l'operazione. È là il grande problema che qualcuno non ha capito bene. Cosa faremo? Perché questi giovani medici, l'ha detto la dottoressa, sarebbero anche stanchi di girare a vuoto. Dottoressa, come commenta? Sì,
Sì, sicuramente ci vogliono delle risposte chiare per noi, perché questa scuola di formazione può diventare ambita, come lo era un tempo, solo se ci permettono di lavorare bene. Esatto. Perché bisogna lavorare bene, non è una patata che peli, è un essere umano che ha bisogno di ascolto, di cure, di essere assistito. Io quando sento dottoresse diversamente giovani che chiamano, ma il mio medico di famiglia non mi risponde, ma non lo trovo, ma ci rendiamo conto quanti pazienti hanno un medico di famiglia, ma ci rendiamo conto a che livello li hanno portati e cosa devono fare? Devono stare in ambulatorio, devono uscire, devono fare le ricette, devono stare al computer, ma io non so, c'è qualcosa proprio che non torna. La follia, l'ho messo sotto prima, la trasmissione l'ho aperta con la follia dei ribelli, ma siamo veramente nella follia pura di qualcuno, siamo nella follia pura di qualcuno, dobbiamo veramente cercare di far capire che non si può continuare così. Come commenta Stefano Garibo le parole sia del dottor Pisani che della dottoressa? No, ma diciamo non è proprio il mio... Vabbè, ma anche lei sarà male qualche volta, si spera di no, però qualche volta sarà male, cioè indipendentemente dal confartigianato, da persona, da cittadino. No, ma delle parole del dottor Pisani ovviamente rimane questa ambizione, questo obiettivo che tutti quelli che vivono nel nostro territorio vogliono mantenere adeguati gli standard che abbiamo ricevuto in dote da chi c'era prima e dobbiamo restituire migliorati per chi verrà. Ma pensando ad esempio al tema sanitario e l'artigianato come l'ha affrontato, noi abbiamo già investito con un fondo sanitario integrativo, peraltro l'unico che ha sede in Veneto, quindi è regionale, non nazionale, con sportelli presso le nostre organizzazioni artigiane, piuttosto che da CGIL e CISL WIL, per aiutare ad accedere diciamo alla sanità, ma anche alla sanità pubblica con dei rimborsi, con degli incentivi, quindi tutti i 140.000 dipendenti dell'artigianato veneto e quindi anche i 35.000 trevigiani sono dotati di un fondo sanitario integrativo che ci consente anche di avere un portafoglio per fare degli investimenti, ovviamente in base agli accordi con le parti sociali che troveremo, ma noi l'abbiamo voluto in Veneto perché potessimo parlare con le ASL, ovviamente essendo la sanità un tema di competenza regionale e con una tradizione di grandissimo valore nel nostro territorio, vogliamo che resti tale. Quindi come associazione di categoria abbiamo anche un nostro ministero, insomma, che può dialogare per trovare sinergie, come stiamo anche già facendo su alcune tematiche come long term care, l'aiuto dei familiari, insomma c'è un tema anche di invecchiamento della popolazione e anche degli artigiani nostri ovviamente che un domani saranno pensionati, e quindi sicuramente il tema della sanità è nella priorità dei pensieri dell'associazione e lo strumento noi l'abbiamo, il nostro fondo di sanità integrativo, al quale tra l'altro possono iscriversi volontariamente anche tutti gli artigiani, e per avere informazioni basta venire nelle nostre associazioni. Quindi sì, assolutamente siamo consapevoli che c'è un invecchiamento della popolazione, un invecchiamento, insomma ci sarà ovviamente, anche l'età lavorativa ovviamente spostata più avanti con la pensione sempre più in là, per quanto si cerca di negoziare su quota 100 e dintorni, però insomma sappiamo che si lavora di più, gli artigiani sono i pochi professionisti rimasti, quindi gli viene richiesto anche di ritornare a lavoro da pensionati, quindi insomma c'è un tema anche di usura, insomma, dei lavoratori per le attività anche diciamo non impiegatizie che per lo più svolgiamo nel nostro settore, che deve avere la spalla di una sanità efficiente, di una sanità come l'abbiamo sempre conosciuta, che va aiutata a rimanere e a migliorare, a essere sempre più performante. Speriamo bene, perché ha dato anche delle notizie importanti. Io sono convinta che qualcuno magari non le conosceva, perché non tutti sono informati come si dovrebbe essere, perciò è molto importante quello che ha detto anche Stefano Garibo. Allora andiamo a vedere proprio cosa hanno detto il 29 giugno del 2023, andiamo a Venezia, carenza medici di base. Abbiamo oltre 105 carenze di medici di medicina generale sul territorio. A partire dallo storico medico di Chirignago, la dottoressa Paola Bassetto, che a fine mese andrà in pensione. 2000 pazienti, le incombenze burocratiche, il non poter far ferie per mancanza di sostituti l'hanno portata a prendere questa decisione.
L'ULSS tamponerà con una sostituzione per i mesi estivi prima dell'arrivo del nuovo medico, ma numeri alla mano la carenza è in aumento. Da 21, dice lo SPCGL, nel 2019 a 58 nel 2022 per l'ULSS 3, mentre nel Veneto orientale da 25 nello stesso periodo a 44. Bisogna affrontare il tema sanità pubblica in modo radicale, perché queste carenze producono diversi aspetti negativi per le persone, perché le persone in assenza del medico di medicina generale o con soluzioni tampone, cioè con soluzioni di accorpare zone con altre zone eccetera, rendono sempre più difficoltoso l'accesso al medico di medicina generale, quindi intasamento dei pronto soccorso, intasamento di strutture. E sempre più ricorso alle visite private a causa delle liste d'attesa o ancor peggio c'è chi si vede costretto a rinunciare alle cure. Problemi tutti che ci dicono dobbiamo andare a pagamento, per fare veloci dobbiamo pagarci le prestazioni, perciò sono molto in difficoltà gli anziani qua da noi. Ma avete sentito i numeri? 2000, questa dottoressa deve far fronte a 2000 iscritti. Dottoressa, ma come si può a fare certi numeri con la carenza che sanno? Ma sa che mi viene in mente una cosa, come abbiamo sentito che la dipendente di Visibilia andava in Senato ad aiutare certi ministri, forse i nostri ministri veneti, visto che hanno tutte quelle squadre di persone che lavorano, se mandassero magari anche da voi a darvi una mano non sarebbe mica male, visto che si possono spostare tranquillamente anche per andare al Senato, invece dal Senato li portiamo nei nostri uffici che siamo proprio a corto di personale. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Perché dobbiamo parlarne di queste cose, altro di stare zitti come la dipendente che ha detto ho trovato 10 avvocati che mi hanno detto no per paura di andare contro ai politici. Ma vi rendete conto? Cosa stiamo assistendo? Cosa stiamo sentendo? Questa lavorava da Visibilia, andava in Senato a guardare la posta elettronica ad aiutare il ministro, è piena di lavoro, i ministri lavorano, ci mancherebbe, bisogna cercare di aiutarle. Guardate, è una cosa allucinante, io ne parlo. Sentiamo chi c'è al telefono, chi sei? Pronto? Marisa, ciao Marisa. Ciao Mirella. Allora Mirella, io volevo dire qualcosa della sanità praticamente. Allora adesso ci sono medici nuovi, io ho avuto un'esperienza, problemi un ginocchio, sono la dottoressa nuova, manco mi guarda. A un certo punto mi fa, guardi proviamo con una cura, prendiamo questo, prendiamo quello, facciamo i raggi. Ho detto guardi dottoressa, non è quei raggi, si vede poco. Allora mi fa cosa facciamo? Facciamo la risonanza, facciamo la tacca, cioè ma almeno visitami, guardami, vedi il problema, se non ti guardano. Ho detto va bene. E allora, cioè, secondo me sono anche tanto faciloni a ordinare, far fare queste robe, bisogna vedere anche la necessità. Ho un'amica che è fissata con le visite, ogni volta che va lei deve fare visite di qua, visite di là, per cui secondo me va bene che hanno poco tempo perché un medico adesso ha 10 minuti a disposizione. Vai dentro, è nuovo, non ti conosce, devi presentarti, devi dire il problema e tutto quanto non riescono neanche loro. E questa signora che io conosco è tutte le settimane a fare visite, perché i medici adesso gli ordinano quello che lei vuole e gli fanno fare, capito? E allora secondo me è tutto intrasato anche per questo motivo qua. Dopo un'altra cosa volevo dire, un'altra mia conoscente si è operata in ospedale e ha preso un batterio in sala operatoria. Anche queste cose come mai succedono? In sala operatoria non è il primo che sento che prendono sti batteri e l'ha tutta spaventata adesso perché ha avuto un intervento abbastanza brutto, diciamo, e non ci voleva questa. Io non so capire la nostra sanità veramente ormai ci fa cascare, non sappiamo più cosa fare, Mirella, non sappiamo. Si chiama Sveglia Veneti, cercate di capire perché si chiama Sveglia Veneti. Mamma mia. È che fra poco ci sono anche le elezioni, sia europee che regionali. Sveglia Veneti. Allora, senti dottoressa cosa ha detto la Marisa da Treviso che ha chiamato, ecco lei è una giovane dottoressa, come commenta questa telefonata? 10 minuti, più di là non si può, prego dottoressa.
Sì, allora la cosa vera è anche che fino a 10-15 anni fa, quando il paziente veniva in ambulatorio, il medico lo visita e proponeva dei raggi del ginocchio, come dice la paziente, mai il paziente si sarebbe rivolto al medico dicendo ma io vorrei fare una risonanza magnetica. Quindi anche questo è cambiato, è il rispetto che il paziente non ha più verso il medico di base. Viene in ambulatorio e pretende di avere delle impegnative, delle prescrizioni che gli hanno suggerito qualcun altro, che hanno suggerito altre persone, altri colleghi, che hanno letto sul web, per cui anche in questo senso per noi diventa più difficile relazionarsi. Ha fatto molto bene a spiegarlo, perché ormai siamo tutti quanti medici, dottori, ricercatori, scienziati, e il Covid ha segnato queste cose. Ognuno si fa le regole che vuole, decide lui cosa... Vi ricordate che andavano all'ospedale col Covid, dicevano lei dottore mi deve curare con queste medicine, io voglio queste medicine, se no non mi curo. Ma vi rendete conto? È perché siamo così noi, noi sappiamo tutto. Dottore, cosa dice lei? Ecco, Marisa da una parte ha anche ragione, perché veramente una volta erano abituati che il medico usciva e la prima cosa ti visitava, ti ascoltava e ti visitava. Altri tempi, certo. Ma non a causa dei nuovi medici, perché c'era un altro modo di gestire la sanità, anche quella con i medici di famiglia. Prego dottore. Allora, io volevo fare solo una piccola chiosa. L'attuale ministro delle finanze, Giorgetti, o dell'economia, non so cosa, io ho visto un'intervista in cui diceva il medico di base, ma chi è che va più dal medico di base? Adesso guardano su internet, vanno dallo specialista, il medico di base è un gestore. Questo è il nostro ministro dell'economia. Allora, era diverso l'approccio. Mio padre era un medico di medicina generale anche lui, e io ho dei problemi che mio padre non si sognava nemmeno di avere. È cambiato il rapporto con l'utenza, è cambiato, siamo però, bisogna dire, nel periodo, nell'epoca in cui contano le opinioni, tutti si sentono in dovere di esprimere la propria opinione anche su argomenti di cui non sanno assolutamente niente. È come se io volessi far tenere una lezione in astrofisica di cui non so assolutamente niente. Io mi rivolgo, quando mi si rompe la macchina, mi rivolgo al meccanico, e gradirei che quando c'è un problema di salute si rivolgessero al sottoscritto come un tecnico. E quindi, come un tecnico, io mi comporto un tecnico, un professionista che fa il meglio per il paziente. Purtroppo, o per fortuna, c'è anche un miglioramento notevolissimo degli aspetti tecnologici e pratici, per cui gli accertamenti adesso sono diventati molto più raffinati e anche molto più numerosi, e quindi aumenta il carico della sanità. Però mi permetta anche un piccolo, è vero che noi abbiamo delle eccellenze nella regione Veneto, abbiamo delle eccellenze, ne abbiamo moltissime di eccellenze, però a un paziente che ha un'ernia inguinale che deve aspettare un anno prima di essere operato, delle eccellenze, è poco interessato a questa cosa. Cioè, e questo vale anche per il medico di medicina generale, cioè noi siamo la prima linea di fronte alla necessità di intervento sanitario da parte dei pazienti, e cerchiamo di assolvere a questo ruolo al meglio delle nostre possibilità. Certo, ci sono situazioni
organizzative migliori della mia. Io sono un medico in rete, quindi lavoro con i miei colleghi tramite computer, mentre ci sono le medicine integrate dove invece il medico ci sono più medici, viene garantita una presenza più costante e personale di studio, eccetera, che viene implementato appunto in questa situazione. Ci sono varie realtà che dipendono anche dal territorio. Non c'è dubbio, non c'è proprio dubbio, sa dottor Pisani. La sanità comunque, nonostante sia claudicante rispetto a qualche tempo fa, si immagini cos'è la sanità in altre regioni, se vengono qua da noi. Sì, ma io vivo qua, capisce, pago le tasse qua perché le pago qua, perciò non me ne può fregare di meno. Io guardo la mia regione e i servizi che mi dà la mia regione, perché è qua che vivo, e gli altri che vedono. Tanto è vero che c'è anche uno scambio, perché non è che tutti vengono su noi anche andiamo giù. Abbiamo sentito anche la scorsa settimana il Bambino Gesù, perciò c'è uno spostamento continuo, non si capisce bene perché ci si deve spostare in lungo e in largo, visto le eccellenze che abbiamo e i soldi che sono stati investiti e che dovrebbero investire, ma non si sa. Allora, grazie veramente al dottor Guglielmo Pisani e alla sua collega, veramente grazie. Però prima di salutare anche il primo ospite, Stefano Garibbo, responsabile area lavoro Confartigianato, io vorrei leggere anche l'articolo della Costituzione, che io gli rinfresco la memoria ogni tanto perché fa bene, la Costituzione è importante. Allora, siamo arrivati all'articolo 46, Garibbo. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. L'articolo 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Cioè la Costituzione è anche chiara, molto chiara. Ma abbiamo sentito cosa è successo a questa, no, a lei, a più dipendenti che lavoravano da una parte e si trovavano a lavorare anche da un'altra, senza sapere minimamente dove erano e cosa facevano. Cioè questa Costituzione forse portarla anche in Parlamento e dargliela che ce la leggessero qualcuno sarebbe male, perché è molto chiara. Come ci saluta e cosa mi dice, dottor Stefano Garibbo? Sì, la Costituzione è molto chiara e, insomma, e noi nell'artigianato l'abbiamo messa a terra, perché quella questione della partecipazione dei lavoratori per noi non è mai sempre stato un valore, nel senso, poi nelle aziende nostre che hanno 4-5 dipendenti di media, la consapevolezza di chi è il datore di lavoro, qual è la sede di lavoro, insomma entri a far parte più che di un'azienda, sostanzialmente di una gestione che è familiare dell'azienda. Però comunque non ci siamo sottratti da gestire con il sindacato, con CGIL e CGIL delle relazioni sindacali che rendessero realtà propositiva quel passaggio dell'articolo 46 che lei ha letto, perché rimanendo anche in coerenza con quanto parlavamo prima col dottor Pisani, vi accennavo, noi abbiamo un fondo sanitario che è la dimostrazione che dialogando col sindacato e quindi con chi rappresenta i lavoratori, anche in piccole aziende siamo riusciti a creare, oltre che una serie di regole che danno chiarezza e certezza ai diritti dei dipendenti delle nostre aziende, anche dei valori aggiunti, un'assistenza sanitaria integrativa che è pagata dal datore di lavoro con 125 euro all'anno, quindi è totalmente, tra virgolette, negoziata, e quindi è come fosse retribuzione che viene data sotto forma della possibilità, magari con i ticket dell'URSS in mano, di ottenere rimborsi per visite specialistiche fino a 46 euro. Quindi sì, assolutamente è chiaro che bisogna che
anche si vada insomma a controllare lì dove magari non proprio sotto al lampione dove è illuminato, e per questo intendo le nostre aziende che applicano integralmente i contratti, che hanno relazioni col sindacato, che hanno un modo di gestire il personale rispettoso di ogni regola, e anche con degli spunti e delle novità che nel Veneto abbiamo introdotto e che altrove non ci sono. Quindi sì, è opportuno che, se quelle anomalie che diceva lei avete registrato in altre puntate, sì, insomma c'è il modo anche da parte delle aziende sane di segnalare tramite noi all'Ispettorato del Lavoro certe situazioni, perché oltre a fare il danno di quei lavoratori, se state, adesso immagino di cosa state parlando, non l'ho sentito in diretta, chiaramente si crea anche una concorrenza sleale. Ribadisco, le aziende dell'artigianato credono nel loro lavoro, hanno bisogno di regole certe, di investire sui dipendenti in maniera chiara, rispettando ogni diritto, dall'applicazione dei contratti, la retribuzione, tutto. È anche giusto però andare a colpire a questo punto chi questo tipo di condotta del personale non ha, creando una concorrenza sleale anche alla parte sana dell'imprenditoria, che ha fatto la fortuna del nostro territorio e deve essere aiutata, e quindi devono esserci anche dei piani mirati magari lì dove si sa insomma che possono annidarsi alcune problematiche. Quindi assolutamente sì, per noi quell'articolo 46 che ha letto è un obiettivo che cerchiamo ogni giorno insomma di migliorare per avere ambienti di lavoro attrattivi, ribadisco, perché solo in quel modo qualche giovane in più riuscirà a entrare nel nostro settore, avere soddisfazione, magari partendo come dipendente, domani magari diventando titolare, e quindi insomma lasciando la ricchezza sul territorio, perché chi fa aziende di questo tipo ovviamente non va lontano ovviamente dall'investire nel territorio, da dare occupazione nel territorio, insomma ad essere protagonista anche magari sociale del territorio e quant'altro. Abbiamo un'altra telefonata, poi salutiamo gli ospiti. Abbiamo Lorella da Chirignago. Ciao Lorella. Buongiorno signora Mirella. Allora volevo parlare un attimo, accennare più che altro riguardo alla sanità. Allora, riguardo alla sanità, il medico di base non è più un medico, serve solo, perché ci facciamo medici, farci fare le impegnative, e ci vuole tempo anche quello. Una volta fatto le impegnative e vai a prenotare, devi aspettare un anno. E se hai bisogno di un'ambulanza, che stai male, adesso paga l'ambulanza, mi hanno detto loro, 150 euro. Se non hai la possibilità dall'ospedale che qualcuno ti porti a casa, devi pagare 50 euro. Devi fare una visita, aspetti un anno, quello che sto facendo io. Ecco, questa è la sanità. Una volta, io mi ricordo quando ero più piccola ai miei tempi, il medico di base c'era solo che veniva di notte, adesso c'è la guardia medica che non ti risponde neanche più. Allora noi dal medico andiamo per cosa? Intanto per appuntamento, campacavallo, ecco, per farsi solo le ricette dei medicinali che noi abbiamo bisogno. Adesso si paga anche l'ambulanza, ha capito come siamo messi? E poi sono medici di base che sono pagati perché sono pagati, ecco, però loro sono solo lì per fare ricette, stop, dottore mi serve questo, quello, quell'altro, e fine. Se in ospedale stai male, se devono portarti in ambulanza, ma non ha nessuno che la porta, questo, ma se sto male non ho nessuno che mi porta in macchina, come faccio? Questo è l'ospedale di Mestre dell'Angelo, tanto per... Grazie alla riflessione di Lorella. Io posso mettermi anche nelle situazioni di questi diversamente giovani, come abbiamo sentito, e sai, sono riusciti in una cosa molto importante, ma molto importante. Allora, sono riusciti a mettere i poveri contro i poveri, i medici contro i medici. Sono stati bravi, guardate che hanno giocato sottilissimo, tutti contro quelli che veramente dovrebbero essere invece supportati. Allora questo è successo con l'azzeramento degli artigiani, nel silenzio totale di qualcuno che doveva parlare,
nel silenzio totale di questi medici che sparivano perché o andavano in pensione, il Covid, poi pensiamo poveretti quanti invece ci hanno lasciato per curare, per salvare delle vite, forse ci dimentichiamo di queste e la memoria va rinfrescata. E sono riusciti a fare questo, ecco, la politica è riuscita a fare questo, a mettere gli uni contro gli altri, ma quelli che ne pagano le conseguenze sono questi poveri cittadini che sono all'oscuro di tantissime cose che invece il politico sa benissimo dove vorrà andare a parare. Grazie ai miei ospiti, a Stefano Garibo, responsabile area lavoro Confartigianato, da Padova il dottor Guglielmo Pisani, la sua collega medici di famiglia. Grazie, noi andremo sempre avanti, continuare, mai mollare, alla fine vedremo chi la vincerà. Resistere, che diceva resistere, resistere, resistere. Questo è il motto. Grazie, pubblicità. E allora andiamo con altri ospiti, abbiamo il dottor Vincenzo Cordiano, presidente ISDI, Medici per l'Ambiente. Buongiorno dottor Cordiano, è un piacere per me averla ospite. Ci siamo lasciati con questo test che stavate cercando di fare a questi ragazzi. Com'è la situazione al momento, dottor Cordiano? Sì, buongiorno Mirella e a tutti i vostri ascoltatori. La situazione, diciamo, per quanto riguarda l'andamento dello studio, va molto bene perché siamo quasi diciamo, al limite dei 1000 ragazzi che vorremmo arruolare, come si dice in termine tecnico, cioè far entrare nello studio. È previsto appunto 1000-1050 persone, abbiamo circa 900, per cui entro alla fine di settembre, primi di ottobre, speriamo di poter completare questa prima fase delle visite mediche, perché questi ragazzi adulti che vivono nell'area rossa, che hanno vissuto per almeno 5 anni nell'area rossa, noi come Associazione Medici per l'Ambiente offriamo del tutto gratuitamente. Avete trovato mediche. Questi 160.000 euro, dottor Cordiano, che chiedevate? No, purtroppo no. Diciamo che finora non c'è stata tanta come dire, corrispondenza per quanto riguarda gli aspetti economici. Ne abbiamo raccolto soltanto 50.000 fino adesso, alcune, nella maggior parte diciamo, questa cifra è stata da donatori privati, insomma c'è qualche associazione di medici che lavorano anche in Africa che hanno dato qualcosa, insomma anche il comune di Lonigo mi pare che abbia versato qualche, Lonigo in provincia di Vicenza. Ma richiesta alla regione che vi dia un contributo, dottor Cordiani, perché è un test importante? Sinceramente noi abbiamo scelto fin dall'inizio di non chiedere contributi alla regione, alle istituzioni e alle amministrazioni che potrebbero essere coinvolti nel mancato controllo di questa triste vicenda. Che non ci sia da parte della politica l'intenzione di fare bene le cose lo dimostra anche la testimonianza recentemente fornita da un alto dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha detto chiaramente come la Regione Veneto si sia rifiutata di cofinanziare uno studio sui tumori nella zona rossa. L'accordo sembrava già fatto, era stato deciso che l'Istituto Superiore di Sanità ci mettesse circa 250.000 euro, se non sbaglio, e l'altrettanto avrebbe dovuto metterci la Regione, che alla fine si è ritirata per motivi imprecisati, pur essendoci un'altra delibera che appunto che è già stato deliberato che si facesse questo studio, non è stato, alla fine non è stato portato a termine e non è stato nemmeno iniziato, voglio dire, perché gli studi preliminari che sono stati fatti sono
dimostrano tante carenze che noi abbiamo criticato pubblicamente nel corso di convegni che sono stati fatti anche presso l'Ordine dei Medici di Vicenza, dove appunto facevamo delle proposte affinché si facessero degli studi seri. Del resto è vero che la Regione ha fatto alcuni studi, però sono, dal mio punto di vista, e questo esprimo un'opinione personale, non voglio assolutamente tirare in ballo l'associazione di cui sono presidente per il Veneto, l'ISDE, diciamo gli studi che sono stati fatti che dimostrano non tante novità, voglio dire, sono cose che già si sapevano, si limitano a dimostrare a rilevare che questa popolazione ci sia un aumento del colesterolo, alcune problematiche relative per esempio all'aumento di pressione sia nelle persone, diciamo nei maschi che anche nelle donne gravide. Però insomma gli studi fondamentali, quelli che riguardano appunto i tumori e poi anche i danni ai neonati nel momento della nascita e le possibili malformazioni fetali, fino adesso non sono stati compiuti per motivi che non sappiamo. Sentiamo anche cosa ne pensa, visto che si è collegata anche, che è un piacere sentirla, Michela Piccoli, referente mamme no PFAS, eccola qua, che abbiamo avuto ospite diverse volte. Il dottore è stato molto chiaro. Ciao Michela, grazie di essere qui con noi per continuare a spiegare l'importanza invece di questo test che stanno facendo su questi ragazzi, sui bambini. È un test che riguarda tutti, perché i PFAS non sono solo qui da noi, sono dappertutto, in tutta Italia, in Europa, nel mondo. Cosa ci vuoi dire, Michela? È un test molto importante perché andrebbe proprio a trovare questo nesso di causa-effetto che sarebbe uno studio importantissimo non solo a livello, diciamo così, nazionale, ma anche a livello internazionale. E la cosa bella è che i nostri ragazzi stanno partecipando e hanno dato, diciamo così, la loro disponibilità a sottoporsi a questi esami, che sono anche esami, diciamo così, abbastanza per i ragazzi giovani e anche per gli adulti. Andiamo a colpire, a toccare la sfera, diciamo così, riproduttiva. Una cosa molto bella è proprio questa partecipazione, questo passaparola tra di loro che stanno garantendo, speriamo a breve, la riuscita di questo importante studio. Che idea ti sei fatta, Michela, che la politica ha preso così le distanze, invece di supportarvi sta cercando, mette qualche pezza, poi la toglie, la rimette, ma si fa pochi passi avanti, qualche passetto, ci mancava solo che cadessero anche i governi, perciò avete dovuto riproporvi un'altra volta con tutto quello che avevate detto, ma si parte sempre in una scala da 1 a 5 e da 5 a 10 si fa fatica ad arrivare, prego. Sì, un po' quando ascoltavo la trasmissione con i precedenti intervistati, così stiamo parlando qui di sanità. Ecco, quando parliamo di PFAS, in primis parliamo di salute e parliamo di sanità, perché stiamo parlando di acqua. Per cui il fatto che il nostro governo non abbia partecipato, ad esempio, insieme agli altri governi europei, che ci sono i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, a questa messa al bando dei FAS è una cosa che noi siamo andati a chiedere alla Camera dei Deputati a Roma il 24 di maggio. A noi ci stupisce il fatto che questo nostro governo non abbia a cuore la salute dei propri cittadini, perché quando parliamo di FAS parliamo di acqua. Siamo il paese, uno dei paesi più inquinati al mondo per quanto riguarda questo disastro ambientale causato da queste molecole chimiche che sono entrate nell'acqua e nella filiera alimentare sempre attraverso l'acqua. Vogliamo che il governo di adesso, chiediamo al governo di adesso come al governo precedente e a quello precedente ancora, di prendere una posizione netta, una posizione coraggiosa, che non paga subito. Queste decisioni non pagano subito, ma pagano nel tempo. Per cui è un atto di coraggio importante, siamo esseri umani
e se vogliamo portare avanti un lavoro, non una battaglia ma un lavoro tutti insieme, dobbiamo impegnarci. E essendo i politici il prolungamento dei cittadini, hanno per primi la responsabilità di portare avanti questa cosa. Allora andiamo a vedere, prima ho chiuso la prima parte, Michela, con la frase resistere, 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 quello che voi state facendo. Io veramente sono orgogliosa ogni volta che vi ho ospiti, sia la sottoscritta è sempre stata, ha cercato di stare vicino, forse perché ho toccato con mano quella che è veramente la caparbietà, la determinazione che avete nell'avere giustizia, di voler chiarezza, di capire cosa sta succedendo. E allora andiamo a vedere questa locandina per l'evento del 15 luglio, vediamo la locandina, cosa succederà allora, Michela? Sì, il dottor Cordiano vi spiegherà nel dettaglio la presenza di questo epidemiologo di fama mondiale, un epidemiologo molto importante, il quale attraverso i suoi studi ha dimostrato come queste molecole vanno ad interferire con le donne in gravidanza, causando appunto aumento della pressione, eccetera. Ma per quanto riguarda la parte sanitaria vorrei lasciare questa parte al dottor Cordiano, in quanto essendo medico è sarà molto più allora sentiamo anche il dottor Cordiano cosa ci dice di questo 15 luglio con questo importante professore. Prego, dottor Cordiano. Sì, il professor Schinter è uno dei ricercatori che si occuparono del caso DuPont, no? Che ormai è probabilmente conosciuto da molti. Il caso DuPont, diciamo, è il primo esempio attorno agli anni 2000 di grave contaminazione delle falde acquifere da parte di una multinazionale, appunto la DuPont, che aveva immesso per decine e decine di anni i suoi scarti, oltre che in aria, anche nelle acque del fiume Ohio, che veniva utilizzato come acqua potabile di una comunità di 70.000 abitanti circa nella West Virginia e nell'Ohio. In pratica è il prototipo dell'inquinamento, la stessa cosa che successe qui a Trisseno, dove la Miteni scaricava in un fiumiciattolo, in un torrente Poscola, e quindi la situazione è molto più grave qui, perché il fiume Ohio è un fiume grande come il Po, e quindi lì si diluiva, tant'è vero che gli scarti immessi soprattutto dalla Solvay di Spinetta Marengo in Alessandria, ma anche da tutte le altre industrie che usano questi prodotti nella Lombardia, diciamo, alla fine davano 20 nanogrammi di PFOA per litro di acqua contro i 2000 di Ronico. Quindi questo professore, insomma, è un epidemiologo che ha studiato soprattutto i danni che causano il PFAS alle donne in gravidanza, aumentando il rischio di avere un'ipertensione della gravidanza, o preeclampsia si chiama, che è una malattia molto grave che, se non presa in tempo, può condurre a morte o a danni sia alla mamma che il bambino in nascituro. Quindi questo professore viene in Italia perché viene invitato soprattutto dagli epidemiologi del servizio regionale del Veneto, soprattutto appunto per questi studi, ma anche perché poi ha fatto un altro tipo di studio, che è quello di riuscire a risalire a ritroso all'indietro le concentrazioni nel sangue dei soggetti, e partendo dalle concentrazioni che vengono misurate adesso, cioè ha fatto degli studi, dei modelli matematici per cui è possibile risalire alle concentrazioni di PFAS che si trovano nel sangue di un soggetto a quelle che aveva 10-20 anni prima. E questo è importante perché diciamo, la cosa essenziale affinché per liberarsi dall'organismo di queste molecole è di non essere più esposte alle PFAS. Cioè se l'organismo non venisse più a contatto con queste sostanze, nel corso degli anni, ma ci vogliono decenni, queste sostanze vengono eliminate. Tuttavia, siccome queste vengono riassorbite, una parte di queste PFAS che noi eliminiamo con le urine e con le feci, poi vengono riassorbite
nei reni e nell'intestino stesso. Quindi se ognuno è esposto, continua ad essere esposto anche a piccole quantità, nel sangue le concentrazioni, le quantità diminuiscono molto molto lentamente. E soprattutto per le popolazioni contaminate che vogliono eventualmente fare dei ricorsi, vedere, come dire, riconosciuti i danni e quindi essere risarciti, sarebbe molto importante sapere quanto avevano anche nel corso degli anni, perché io posso avere un valore molto basso adesso, ma perché o sono andato via dalla zona contaminata o perché non respiro più aria contaminata da PFAS o perché mangio alimenti non più contaminati, diciamo, io posso avere un valore basso, ma 10-20 anni prima potevo avere valori molto molto più alti e quindi essere stato esposto a concentrazioni alte che potrebbero avermi provocato danni alla salute. Mi scusi, dottor Cordiano, lei ha parlato di acqua ma ha parlato anche di alimenti. Come mai non si fanno i test sugli alimenti su queste zone rosse, zone gialle? Perché dopo questi prodotti girano, vengono spostati. Come facciamo a sapere da dove provengono questi prodotti e se sono veramente prodotti che si possono mangiare? Cosa ci dice, dottore? È impossibile sapere se un alimento che io che compro al supermercato, da fruttivendolo eccetera, o dal mio contadino di fiducia, da un allevatore, cioè è impossibile sapere se questo contiene PFAS e che concentrazioni, perché almeno fino adesso non era previsto dalla legge, ma dal gennaio di quest'anno è entrata in vigore una normativa, diciamo, europea, in cui si consiglia ai vari paesi di effettuare il dosaggio dei PFAS anche in alimenti, in certi alimenti. Non è possibile farlo sia perché manca la volontà politica di che queste sostanze, come altre tossiche, vengano indicate, vengano messe in etichette, cose che noi avevamo chiesto già anni e anni fa al Parlamento europeo, ma non è stata accettata la petizione in quanto diciamo, venisse indicata sull'etichetta, sui prodotti, non solo degli alimenti ma anche dei cosmetici, per esempio, che sono un'altra fonte di esposizione a PFAS, diciamo, fosse messa chiaramente in evidenza la presenza o meno di queste sostanze. E qui come dire, ritorna in gioco la politica, perché si tratta di interessi economici notevoli. È stato detto negli anni passati, durante il corso di audizioni di sindaci della zona rossa, anche dirigenti, che addirittura l'agricoltura della zona rossa contribuisce circa a un volume di affari di €1 miliardo all'anno circa. Capite bene che se tutti gli alimenti prodotti in una determinata zona dovessero riportare la presenza di PFAS o di altre sostanze tossiche, probabilmente non avrebbero più mercato, con grave danno alla salute. Mi scusi, è vero, dottor Cordiano, ma io sto pensando, ed è un pezzo che lo dico a voce alta, che il business ha superato la sicurezza della salute. È più importante il business che la salute del popolo italiano. Non gliene può fregare nemmeno della salute del popolo italiano, perché il business su tutti i punti ha superato l'etica, non c'è più etica, non c'è più rispetto. Lei l'ha detto chiaramente, sono anni che noi chiediamo questo perché sappiamo di cosa parliamo e i danni che possono provocare, però nessuno ci ascolta. Guardate che sono parole veramente pesanti quelli del dottor Cordiano. Cosa ne dici, Michela? Dico che è un business a favore di pochi e che va a togliere soldi nelle tasche della povera gente, perché quando poi ti ammali, quando ci sono problemi legati alla salute, ci dobbiamo curare. Per cui queste aziende criminali, e non ho nessun pelo sulla lingua nel dire questo, queste aziende criminali con, diciamo così, il nulla osta delle istituzioni vanno a creare dei danni che poi si riversano anche da un punto di vista economico sulla popolazione, per cui diciamo così che è un business per pochi.
che si riversa sempre sulla povera gente e sempre sulla nostra salute. La salute, le spese sanitarie sono costosissime, incidono a livello nazionale, sappiamo benissimo quanto la sanità incide economicamente a livello sanitario, a livello nazionale, per cui dov'è che vogliamo andare? Neanche da un punto di vista economico c'è un tornaconto. Stiamo vedendo anche come i dipendenti di questa azienda, di questa Miteni, si siano costituiti nel processo. Proprio l'8 di giugno siamo andati anche noi mamme davanti alla Miteni insieme ai dipendenti, perché il processo che loro hanno, in giustizia che loro hanno chiesto è a rischio prescrizione. Il processo è a rischio dei dipendenti della Miteni, è a rischio di essere prescritto, e questa cosa grida vendetta, perché questi dipendenti potrebbero essere i nostri figli, i nostri mariti, fanno parte della nostra gente. Non viene tutelata nessuno, non viene tutelato nessuno in questa situazione. Non vengono tutelati i cittadini, non vengono tutelati i bambini, non vengono tutelate le famiglie, non vengono tutelati neanche i dipendenti. Gli unici che vengono tutelati sono i dirigenti. Per cui che senso ha questa cosa? Allora andiamo a vedere proprio questa manifestazione, era il 15 maggio del 2023, queste mamme no PFAS. Andiamo a vedere e poi la commentiamo. Un'azienda che ha contaminato 350.000 persone, la seconda ricarica degli acquiferi più grande d'Europa, ricarica degli acquiferi, che è proprio il punto da dove nascono le falde. Un territorio di 700 km quadrati, valore di FAS nel sangue dei cittadini e dei nostri figli, i più alti mai riscontrati al mondo. E oggi, da sotto quell'azienda lì, i contaminanti continuano imperterriti ad entrare in falda. L'azienda, da sotto l'azienda, continuano inesorabilmente ad avvelenarci, ad avvelenare l'acqua e di conseguenza tutto quello che è la filiera e il ciclo dell'acqua, per cui l'abbeveramento degli animali, l'irrigazione dei campi e chiaramente l'acqua dei nostri pozzi e l'acqua dei nostri acquedotti. Che cos'è che aspettiamo? Quanto tempo ancora bisogna aspettare? Questa bonifica non può più aspettare. E noi genitori di tutto il Veneto, e a questa manifestazione parteciperanno tantissime associazioni, movimenti, comitati, siamo veramente in tantissimi. Questo fa capire come non solo le mamme no FAS si stanno dando da fare per questa cosa, ma tutti insieme ci stiamo unendo, tutti insieme, e siamo veramente stanchi e siamo veramente in tanti, e più passa il tempo più ci uniamo e più condividiamo queste nostre esigenze, la salute in prima. Non può esserci lavoro, non può esserci niente senza la salute, perché per andare a lavorare bisogna stare bene ed essere in salute. Chi avvelena l'acqua commette il peggiore dei crimini, e a questo ci penserà la magistratura, ma da sotto la Miteni la bonifica deve essere fatta subito. Basta. I proprietari della Miteni continuano imperterriti a far perdere tempo, e fanno perdere tempo perché ci sono problemi con il Covid e basta scuse, è ora di finirla. Deve essere messa in sicurezza quell'azienda lì. Veramente siamo arrivati a livelli altissimi di tensione, e questo glielo diciamo chiaramente anche alle istituzioni, perché anche loro devono spingere. Se la Miteni non porta avanti il cronoprogramma secondo quello che avevano deciso di fare, mi dispiace,
ci sono delle istituzioni che devono vigilare su questa cosa, devono mettere dei paletti e nella maniera più assoluta devono costringerli a fare il loro dovere. Se non lo fa la Mitteni, la messa in sicurezza la deve fare la regione, la deve fare il comune da solo è anche piuttosto piccolo, non può affrontare spese ingenti per una bonifica di questo tipo, ma abbiamo una regione, abbiamo un ministero, tutti devono portare avanti questa cosa, tutti in sinergia, collaborando, dandosi da fare, ma manca la volontà. La volontà non può essere solo di un piccolo comune, la volontà di risolvere il problema deve essere dell'intera cittadinanza e dell'intera popolazione, perché i politici sono il prolungamento della popolazione. E qui non ho più niente da dire. Il 25 febbraio, sabato 25 febbraio, dalle ore 14 alle ore 16 ci sarà una grande manifestazione. Sarà in contemporanea in 4 punti diversi: Palazzo Balbi a Venezia, davanti al Ministero dell'Ambiente a Roma, davanti al comune di Trissino e davanti alla fabbrica sopra il sito Miteni. Oggi da lì, dal sito Miteni, continuano a uscire le molecole che ci stanno avvelenando. Sono passati 10 anni e ancora continua questo inquinamento. Deve essere fatta una bonifica, dobbiamo dare uno stop a queste molecole che continuano a inquinare le nostre acque e quindi i nostri cibi e tutto il creato e il sangue dei nostri figli. Basta, dobbiamo dire basta, stop, che si fermi questo inquinamento. Shut up. Shut the fuck up. Zitto, zitto fa. Zitto, zitto fa. Zitto, zitto fa. Zitto, zitto. Sì, scusa, ma mi era sembrato di vedere qualcosa di strano, tipo un esercito nemico in uno stato sovrano, tipo un'aperta violazione degli accordi che abbiamo. Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano. Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato che però seguiamo e neanche posso non votare perché non votiamo. Zitto, zitto, fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre, finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Che per esempio ho conosciuto questo parlamentare, no, dice a me che me ne frega, finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali alibi, calibri la validità, quali alibi, colibri, libri nell'area, e quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi ti recriminerà, per quali metodi meriti la tua indennità, quali labili crediti credi di avere qua, per quali taciti traffici illeciti eviti di dire che c'è chi ti recriminerà. Shut the fuck up. Abbassa la cresta e smetti di chiedere la busta, l'hai vista, non farmi ricredere. Poi pacco, tabacco, ma soprattutto venere, vedrai che conviene che smetti di chiedere. Non basta una busta per farmi recedere, l'ho vista ma adesso ne resterà cenere. Ma intanto che aspetti che arrivi la celere, c'è giusto lo spazio per potermi rispondere. Su quali alibi, calibri la validità, quali alibi, colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi ti recriminerà. Zitto,
zitto zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Se la vicina Cina ci nasconde cose è meglio dire stare statici. Ti ci dovevi abituare prima, ti ci dovevi abituare molto prima. Se caleranno i droni come calabroni, come dei ladroni, come delle magiche calando doni giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa. Su quali alibi, calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini, tragici o comici, mi dici che c'è chi ti recriminerà, per quali metodi meriti la tua indennità, quali labiri credi di avere qua, per quali taciti traffici illeciti, eviti di dire che c'è chi ti recriminerà. E abbiamo in linea la nostra Giulia da Venezia. Che piacere sentirti, Giulia cara, prego. Sì, Mirella, ciao, anche per me è un gran piacere sentirti. Volevo salutare tutti, anche i tuoi ospiti che hai là, Mirella, specialmente la mamma Michela, che non potendo chiamare perché lo sapevi, Mirella, che non parlavo, e la vedevo sempre, ma adesso ho chiamato perché veramente sta conducendo una grande battaglia. E volevo dire, Mirella, ma una regione che non si prende cura della salute dei suoi cittadini, non so, Mirella, io non ho parole, perché Mirella è una cosa vergognosa, perché quando siamo ammalati, Mirella, dove andiamo a prendere i soldi per curarci con quelle pensioni che ci danno, Mirella, che tu lo sai perché ti ho detto, Mirella, che ho dovuto pagare tutto, perché se dobbiamo aspettare i mesi che ti danno, andiamo al mondo di là. E allora faccio tanti complimenti alla mamma Michela e a tutte le mamme che combattono così per questa veramente una ragione che hanno, perché la salute dei propri figli è un bene prezioso, perché i nostri figli sono il futuro del domani. E allora, Mirella, ti avevo detto tante volte che abbiamo dei grandi dinosauri da combattere, però sono sicura, Mirella, che la forza di quelle mamme e l'aiuto di tante persone brave che sono sicura che ci sono, che le aiuteranno e ce la faranno. E grazie, Mirella, per tutto quello che fai e non finiremo mai di ringraziarti. Auguro una buona giornata a tutti e saluto tutte le mamme. Avanti tutta, che vedrete che ce la farete. Cara la nostra Giulia, cara Giulia, dottor Cordiano ha sentito questa diversamente giovane che sa cosa vuol dire essere ammalati, pagare, avere pochi soldi, ma soprattutto nella canzone io ho sentito alibi. Adesso non ci sono più alibi, adesso bisogna fare la politica del fare, non del dire. Faremo, metteremo, no, il Georemo lo mettiamo a casa e facciamo adesso. Gli alibi non ci sono più. Prego, dottor Cordiano. Sì, qua è venuto spesso, diciamo, si è parlato dei danni economici, ma i danni economici non sono sanitari ma anche ambientali, e per caso
Non a caso in Europa è stato stimato che i danni da inquinamento chimico, non solo da PFAS, si aggira su circa 160 miliardi di euro. Buona parte di questi sono all'anno, buona parte di questi sono danni sanitari che ricadono poi sulle fasce più deboli. Come ha detto chiaramente anche la Giulia che è intervenuta, alla fine sono le fasce più povere della popolazione, quelle con minor reddito, che devono sopportare i danni inferti anche alla salute, anche dall'inquinamento ambientale. Ed è questo, vuol dire, se si cambiasse completamente logica, o si cominciasse a cambiare logica, e cambiando anche il modello produttivo si potrebbero creare tanti posti di lavoro. Pensiamo alle opere di bonifica, come giustamente diceva Michela, ancora di bonifica della Miteni non si parla, ma poi anche bonifica delle acque. Recentemente negli Stati Uniti la 3M, la multinazionale che ha scoperto queste cose, ha accettato di pagare una multa per 10 miliardi di dollari soltanto per l'opera di bonifica delle acque che ha contaminato e dei terreni che ha contaminato. Quindi se si arriverà a condannare qualcuno, insomma, cioè la ditta o altri inquinatori, chiaramente questi soldi che potrebbero essere utilizzati per mettere un po' in sicurezza e cominciare a bonificare l'ambiente contaminato. Però, dottor Cordiano, dalla Comunità Europea, ancora tanti anni fa, sono arrivati dei soldi per mettere in sicurezza e bonificare le zone più a rischio, cosa che non è stata fatta. Ma io vorrei sapere quei soldi dove sono andati a finire, chi li ha gestiti, perché ci sono nomi e cognomi, dottor Cordiano, su questo, eppure non è stato fatto niente. I soldi dove sono andati? Sono stati spesi? Non sono stati spesi? Perché erano chiari questi soldi, dovevano andare a bonificare le zone più pericolose, dovevano metterle in sicurezza e non è stato fatto. Non è stato fatto. Lo sapeva? Diciamo, forse dire che non è stato fatto nulla non è, io voglio essere difensore della regione, soprattutto ho avuto scontri notevoli e ripercussioni anche sul mio dal punto di vista del lavoro. Però parlo in Italia, questi fondi in Italia. In Italia. Per esempio sono stati fatti, bisogna riconoscerlo, per esempio si stanno costruendo con colpevole ritardo nuovi acquedotti. Una parte di questi soldi sono stati fatti per costruire dei nuovi allacciamenti, prendendo l'acqua per esempio dal fiume Adige oppure almeno da altri 3 punti che io sappia della regione Veneto, per portare in provincia di Padova, ma anche per esempio qua in provincia di Vicenza, da Valdagno dove io risiedo, sono costruite delle condotte per cercare di portare acqua priva di PFAS, acqua non contaminata, alla zona rossa. In condizioni ma con colpevole, ripeto, ritardo sono stati messi filtri per assicurare una cosa che si può fare d'urgenza, diciamo, però continua da anni. Anche questo è un business, perché mettere i filtri costa almeno 2 milioni di euro all'anno alla Regione Veneto, ma non solo la Regione, ma i cittadini, perché poi se li trovano a pagare le tasse dei filtri, il costo dei filtri e del loro smaltimento se li trovano in bolletta, e anche di quelle persone che per loro scelta o costrizione, sarebbe più corretto dire, non bevono più l'acqua del sindaco perché utilizzano l'acqua in bottiglia. E mi ricordo che sempre negli Stati Uniti, la DuPont per anni ha fornito l'acqua gratis, mettevano i contenitori dell'acqua potabile con le bottiglie nelle piazze, nelle strade, ognuno andava a prendersi l'acqua. Comunque i dati certi ci sono, questi soldi dall'Europa sono arrivati e non sono stati spesi. Adesso io non so se della Regione Veneto qualcosa si è fatto o non si è fatto. I dati, i soldi sono arrivati e non sono stati spesi per mettere in sicurezza quei siti pericolosi che doveva essere. Tanto è vero che hanno dato le dimissioni tutte queste persone che gestivano
questo ben di Dio. Questa è la verità e ci sono nomi e cognomi. Michela, cosa puoi dire? Tu che stai vivendo in prima persona questo incredibile silenzio assordante dei politicanti, della politica. Adesso c'è bisogno della politica del fare, come dicevo prima, basta dire, bisogna fare, bisogna agire, perché ormai abbiamo i minuti contati, nel senso che più aspettiamo e più male ci facciamo, ma lo stiamo facendo ai nostri ragazzi, alle persone più fragili, a quelli che avrebbero bisogno invece di avere la sicurezza di questi siti. Ma non si è messo ancora in sicurezza questo sito, questa è la verità, non è ancora in sicurezza. Cioè è inutile che andiamo a vedere l'acquedotto, il filtro, il sito non è in sicurezza, o sbaglio Michela? Hai perfettamente ragione Mirella, infatti noi ci stiamo battendo fortemente su questo fronte perché è l'obiettivo principale la messa in sicurezza e la bonifica del sito. Per cui speriamo che la Regione Veneto cerchi di capire questa cosa. Noi continueremo ad andare a bussare a quella porta. La Regione Veneto potrebbe fare una cosa molto importante che è uno studio epidemiologico, lo dico ogni volta che vengo in trasmissione, e ancora ad oggi manca lo studio epidemiologico che la Regione Veneto doveva fare ancora nel 2016 e siamo nel 2023. Per cui questo studio sarebbe importantissimo perché darebbe una spinta enorme a tutti gli altri passaggi che di conseguenza si devono avvenire. Per cui la mia domanda è: perché non fate questo studio epidemiologico? E la risposta è perché forse vogliono ancora una volta tenere tutto quanto nascosto, tutto quanto, diciamo così, sotto traccia. Il processo è una fonte di informazioni importanti perché quando andiamo ad ascoltare le varie udienze e andiamo ad ascoltare le persone che vengono audite, comprendiamo ogni volta e sempre di più questa forte inadempienza da parte della Regione Veneto, e questo ci fa male, insomma. Io vorrei che il nostro presidente Zaia si esprima. Quante volte l'avete incontrato, Michela? L'abbiamo incontrato diverse volte, abbiamo incontrato soprattutto i tecnici per cui la parte della salute, la parte dell'ambiente, per cui Bottacin, la Lanzarin, la dottoressa Russo. Ecco, questi sono coloro che seguono più da vicino il problema dell'inquinamento. Sì, l'anno scorso ci dicevano che stavano facendo un altro studio sugli alimenti. Uno studio molto più approfondito sugli alimenti, però all'oggi questo studio noi non lo abbiamo ancora visto. Sappiamo che gli alimenti danno una percentuale di PFAS nel sangue a parità di acqua bevuta 3 volte tanto, per cui se 2 bambini, uno beve acqua e solo l'acqua del rubinetto e l'altro, oltre a bere l'acqua, mangia anche i prodotti della terra inquinati, se il primo ha 100 nanogrammi l'altro ne ha 300. Abbiamo sentito Michela Piccoli, perché ormai il tempo vola, Michela, ma sei stata molto chiara e non avevo dubbi su questo. Sentiamo invece come commenta il dottor Vincenzo Cordiano, ecco, questo studio che non è stato ancora visto, se si è fatto, se non si è fatto. Ecco, lei cosa dice? Come commenta le parole di Michela Piccoli, dottor Cordiano? Sì, sono perfettamente d'accordo e mi sembra anche di averlo già detto che il fatto che non vengano fatti questi studi seri sugli alimenti è solo per problemi di eventuali danni all'immagine e all'economia della zona interessata. Ricordo che ancora nella zona rossa vige il divieto di consumo del pesce pescato nei fiumi, nei torrenti della zona
E quindi altrettanto andrebbe limitato il consumo e vietato il consumo dei cibi che vengono prodotti sia di origine animale che vegetale, utilizzando l'acqua per esempio del Frattagozzone, che è un fiume su cui confluiscono tutti gli scarichi per esempio delle concerie, prima anche della Miteni, e dove continua ad arrivare anche l'acqua contaminata dai terreni che sono sotto la Miteni. Pertanto sì, il fatto che non si capisce perché viene limitato il consumo di pesce ma non degli altri alimenti, e se ci fosse trasparenza, uno studio ben fatto, ripeto, si potrebbe evitare i danni economici, perché da che io sappia tanta gente non compra più la frutta, la verdura, gli ortaggi provenienti da quella zona, e siccome non riguarda tutti i produttori, perché per usare una brutta espressione l'inquinamento è a macchia di leopardo, cioè ci possono interessare soltanto alcuni pozzi privati da cui viene attinta l'acqua per irrorare i campi o per dar da abbeverare gli animali, quindi alla fine probabilmente i pozzi contaminati sono una parte, non so dire se una minoranza o una maggioranza o che percentuale, comunque sono una parte del totale dei pozzi, per cui ci possono essere sicuramente dei pozzi non contaminati e quindi che producono alimenti privi di PFAS. E se ci fosse la trasparenza, se fosse per esempio obbligato a mettere in evidenza la presenza di PFAS negli alimenti prodotti da un determinato produttore, si potrebbe per esempio isolare, dare dei finanziamenti a questi pochi che hanno i pozzi contaminati, perché vengano allacciati all'acquedotto, vengano forniti di acqua potabile o priva di contaminazione, così che salvaguardando quelli che per loro fortuna non hanno i pozzi contaminati e quindi producono alimenti privi di PFAS. Però questo non viene fatto perché soprattutto perché i politici spesso devono, come dire, sottostare alle pressioni delle lobby economiche. Io ricordo che la Coldiretti di Vicenza a noi come ISDE, a me personalmente come presidente di ISDE Vicenza, sempre nell'aprile 2016 se non sbaglio, se non mi ricordo, mandò una diffida, come avvocati ad occuparci di queste problematiche, perché generavamo terrorismo, allarme nella popolazione, potevamo provocare un danno economico. E questo ve lo posso far vedere se volete la diffida che mandò a me e a ISDE, appunto la Coldiretti di Vicenza. Questo per dire come spesso la preoccupazione è soltanto di tipo economico, mentre la tutela della salute passa in secondo piano. Praticamente è arrivata la diffida, voi medici e ISDE, da parte della Coldiretti di Vicenza. Stavamo preparando un volantino con le associazioni Legambiente e altre associazioni locali, in cui chiedevamo appunto che fossero analizzati gli alimenti e che fosse come dire, portata l'acqua con le autobotti, insomma, finché non fossero fatti gli allacciamenti molto chiaro. Purtroppo devo chiudere, dottor Vincenzo Cordiano, la ringrazio, è stato con noi, veramente grazie. Presidente ISDE, Medici per l'Ambiente, se non ci fossero dovremmo inventarli, perché veramente stanno cercando di fare un lavoro importante non solo per il Veneto, non solo per l'Italia, ma per l'Europa in generale, perché questo test sarà veramente importantissimo. Allora Michela, io ogni volta che ti ospiti chiedo fai un appello, è l'unica cosa che posso fare, Michela. Ecco, questa mattina che appello vuoi fare? Voglio fare un appello, voglio dire che ogni goccia, visto che parliamo di acqua, è importante. Chiedo alle persone di tenersi informate su questo argomento, di partecipare quando possono alle manifestazioni e agli eventi, e soprattutto di dare consapevolezza, cosa che noi stiamo facendo, quello di creare consapevolezza. E volevo ringraziare soprattutto il dottor Cordiano, a cui noi mamme siamo legate profondamente insieme a tutti gli altri medici dell'ISDE e a tutte le altre associazioni.
chiedo che le persone si tengano informate, che cercano di seguire quello che stiamo facendo tutti insieme, perché qui non stiamo parlando di un problema piccolo, stiamo parlando di un problema grosso che riguarda tutta l'Italia, in particolare la nostra regione, e riguarda anche tutta l'Europa. Siamo in contatto con le mamme adesso del New Jersey, siamo in contatto con le mamme della Francia, del Belgio, per cui stiamo cercando di fare rete anche a livello internazionale proprio per aiutarci anche con i documenti e con tutti i nuovi studi che stanno uscendo. Per cui seguiteci sul nostro canale Facebook e cercate di divulgare le informazioni. Grazie a Michela Piccoli, referente Mamma e No PFAS. Un grande abbraccio a tutte voi. Michela, veramente sai che qui da me c'è porte aperte quando vuoi. Grazie, ancora grazie al dottor Vincenzo Cordiano, perché veramente Medici per l'Ambiente, presidente ISDE, pubblicità. Allora vi presento subito Romina Ceccato, presidente ALBA, Luci sulla buona strada, mamma di Riccardo, vittima di un incidente stradale. Deve essere collegato con noi anche da Padova Mario Bertolaso, no, fra poco si collegherà, è un atleta, ecco, che voi avete già conosciuto, è una persona a me molto cara, perché è una persona molto sensibile, umana, anche lui ce la sta mettendo tutta per arrivare al traguardo. Allora guardiamo il servizio, poi lo commentiamo con Romina Ceccato, quello che è successo purtroppo un'altra volta, un'altra tragedia a Jesolo, con 2 ragazzi morti. Una cosa da caponare i peli. 2 ragazzi che ho detto subito questi sono morti, però il ferito perdeva sangue anche lui a un ginocchio, a un braccio, era completamente sotto shock, tremava, così insomma una cosa che auguro a nessuno di vedere. È così che Enzo Bergamo racconta il dramma che ha visto consumarsi a 2 passi da casa sua. Lui, il primo a intervenire sul luogo. Erano le 5:45 quando un forte boato lo ha svegliato. Un incidente frontale che non ha lasciato scampo ai 2 giovani ragazzi che viaggiavano in direzione Jesolo. Mattia Pavanetto, 24 anni, e Tommaso Cattai, 22, morti sul colpo. Rimasto gravemente ferito il 38enne di Eraclea, che era alla guida della Citroen C4. L'uomo stava percorrendo via Piave Nuovo in direzione San Donà per recarsi al lavoro. Abbiamo sentito il ferito che chiamava aiuto e sono arrivato là, abbiamo chiamato i soccorsi e dopodiché ho assistito un attimino il ferito perché era sotto shock, mi ha fatto chiamare la moglie e la mamma, però non rispondevano. E dopodiché è arrivato subito l'ambulanza. Il 38enne è stato trasportato all'ospedale di Mestre in gravi condizioni. Non ce l'hanno fatta Mattia Pavanetto e Tommaso Cattai. Tocca anche la comunità iesolana perché purtroppo uno dei 2 ragazzi, benché abitasse a Musile, era figlio di un noto operatore della nostra zona e quindi siamo ulteriormente scossi e devo dire che purtroppo c'è poco da dire di fronte a queste notizie, se non in questo primo momento stringerci vicino alle famiglie. Il padre di Mattia Pavanetto, Mauro, è infatti un noto albergatore di Jesolo, suo l'Hotel Sayonara, luogo dove i 2 amici, dopo aver passato la serata a una sagra, si stavano dirigendo. Mattia, 24enne, dopo gli studi aveva scelto di intraprendere la carriera militare. Da poco più di un anno era infatti entrato nell'esercito e nelle prossime ore sarebbe dovuto rientrare alla caserma di Trento. Di Musile di Piave anche l'amico Tommaso Cattai, 22 anni, dipendente di una fabbrica di Cessalto. Una strada provinciale, via Piave Nuovo, che i residenti raccontano come una strada pericolosa. Mi ero già immaginata che era successo qualcosa di brutto e siccome siamo tutti i giorni in mezzo agli incidenti ho preferito non andarci. Perché è una strada pericolosa? Perché questa è anche una strada pericolosa. Sì, adesso erano diversi anni che non succedeva più gente che moriva, però comunque ogni tanto anche qua ci sta qualche bel botto. A esprimere cordoglio alle famiglie anche l'associazione Albergatori di Jesolo, che ha listato a lutto le sue pagine social, e la sindaca di Musile di Piave, Silvia Susanna, che perde altre 2 giovani vite sulla strada. Un copione che abbiamo già visto, ha commentato, con i 4 ragazzi che hanno perso la vita nel 2019. È una tragedia che colpisce le comunità. Cercheremo di stare il più vicino possibile alle famiglie.
Allora, Romina Ceccato, abbiamo appena visto la foto di questi ragazzi, tra i quali c'era anche tuo figlio, queste tragedie che continuano, queste strade che non sono le strade, a mio avviso, anche forse, ma è la velocità, questa velocità pazzesca con queste macchine sempre più potenti, questi ragazzi che non si rendono conto che specialmente a certe ore della notte, anche se non hai bevuto, che non ti sei drogato, che sei ma sei confuso, sono orari terribili, sei stanco dopo una giornata passata magari anche molto frenetica e poi succede l'irreparabile, succede che questi ragazzi ancora una volta non ci sono più e uno è grave all'ospedale. Cosa vuoi dire, Romina? Allora, intanto, come ho detto anche sulle altre interviste, io sono vicina e do a queste famiglie la mia solidarietà e le comprendo pienamente cosa stanno provando questi genitori. Mi collego un attimo con le parole dei due sindaci che sono state dette. Bisogna fare qualcosa e noi siamo vicini alle famiglie. Bisogna fare qualcosa, ormai sono 4 anni che è morto mio figlio, sì, 2019, e io non ho visto niente. Siamo vicini a queste famiglie? Sì, adesso. Poi? Allora, parole, parole, parole. Avete sbagliato però una cosa, care istituzioni, che adesso io non combatterò più il governo, ma combatterò voi direttamente a casa. Perché incominciamo dai nostri comuni, dalla nostra regione, perché vedo che mando messaggi al governo, ho mandato una lettera al Presidente del Consiglio Meloni che è mamma, devo ancora ricevere una risposta. Allora, vogliamo sederci, ma ve lo chiedo veramente con il cuore, perché guardate che può succedere a tutti. Vogliamo sederci attorno a un tavolo e anche voi pensare a capire che cosa passa nella mente di questi giovani dai 18 ai 26-27, perché è quella la fascia. Io non sto dicendo di non fare sensibilizzazione, è giusto farla alle scuole, è giusto farla alle elementari, è giusto farla alle medie, ma non sono questi ragazzi che stanno morendo sulle strade, sono altre, quindi sono ragazzi che escono appena patentati e hanno già, secondo me, la certezza di saper guidare. Io dico, proviamo a capire anche da chi ha vissuto qualche esperienza, anche da chi è uscito illeso da un incidente, che possa portare la propria voce a queste persone. Io dico sempre, faccio il paragone, io se ho un dolore vado dal medico, provo una terapia, ma se non mi funziona quella terapia vuol dire che non è valida, perché se il dolore continua ad esserci devo cambiare, devo provare. A me dispiace dire certe cose, ma volete o non volete ascoltare i vostri cittadini che vi stanno chiedendo aiuto? A me mi è arrivata nel mio posto, nel mio paese, dei cittadini che hanno chiesto di essere ascoltati da degli assessori e io sto ancora aspettando una data. Senti Romina, che idea ti sei fatta di quella ragazza che a Santo Stefano di Cadore ha investito questa famiglia che passeggiava tranquillamente a una velocità esagerata su queste strade veramente pericolose, su un marciapiede, eppure qualcosa anche là non è andato per il verso giusto. E poi il Serino che passa. Tu che idea ti sei fatta? Anche un'altra tragedia, ancora questa famiglia che non esiste più, ma che coinvolge 3 famiglie, non una, se no addirittura 4. Prego, Romina. Allora, io innanzitutto, questa persona, da come ho letto, da come ho capito, mi hanno detto che aveva dei problemi, era un po' nervosa e tutto quanto. A me non me ne può interessare niente, perché adesso a questa mamma gli sono arrivati a casa i corpi. Non è arrivata lei. Il ministro aveva detto che c'era in cambio un codice stradale. Bene. Facciamo l'ipotesi di questa mamma, di questa signora che ha fatto questo. Bene, gli ritiriamo la patente. La mettiamo in terapia perché magari può aver avuto, come ha detto l'avvocato, ha bisogno di un psicologo o qualcosa. Ma siamo sicuri che non lo rifà? Allora io dico, chi sbaglia, chi può essere provocatore di incidenti, merita di andare in carcere o altrimenti merita di ricevere un braccialetto e di scontare la loro pena controllati
controllati ai servizi sociali, perché questa persona o anche altri sono provocatori di altre vittime, perché questa qua un domani ritornerà sulla strada. Io non accetto di vedere queste cose, ma perché io so che cosa significa essere vuoti. Ci sono persone che come me non ce la fanno più ad andare avanti a combattere. Io quando ho visto questa notizia di questa signora, di queste famiglie distrutte, di questi ragazzi, mi si è crollato il mondo addosso. Pensavo di rivivere. E queste persone per me sono come figli miei. Ho pianto con loro. Allora io chiedo alle istituzioni del mio posto e alla regione, perché adesso non chiedo più niente al governo, facciamo qualcosa. Volete anche voi alzare la cornetta e chiamare noi associazioni o chi ha vissuto? Perché forse una cosa sola ha detto il ministro, perché io non voglio aggiungere altro. Il ministro quando mi ha ricevuto ha detto una cosa sola: forse voi che avete vissuto questa esperienza, piccole associazioni, potete darci dei consigli. Bene. Il governo adesso lo lascio da parte, facciamolo noi, incominciamo noi amministrazioni. Allora andiamo anche a salutare Mario Bertolasio, direi di partire proprio con questo video, vediamo invece questi ragazzi positivi, questa staffetta che Mario Bertolasio ha vinto, andiamo a vedere il video. Intanto complimenti Mario Bertolasio, complimenti per questa vittoria, guardate il sacrificio, lo sforzo, ma ce l'ha fatta, complimenti Mario. Allora io ti ho invitato anche Mario Bertolasio per capire cosa sta succedendo a tanti giovani, ecco invece tu stai dando un esempio molto positivo, lo sport ti può salvare la vita, forse fare più sport, avere più regole, non sappiamo più cosa fare e cosa dire, forse siete voi che dovete parlare con i vostri esempi a questi ragazzi. Prego Mario e complimenti ancora da parte di tutti noi per questa vittoria. Grazie mille a tutti, buongiorno. Beh, cosa dire, stavo ascoltando quello che diceva prima la signora, veramente signora, le faccio i miei complimenti, ha detto delle parole sante. Io cosa posso dire? Dico solo due cose semplici: lo sport dovrebbe essere molto più valorizzato perché insomma ho visto tanti grandi risultati per chi segue la pagina social di Zaia, quindi voglio dire i risultati non mancano, forse dovrebbero essere un po' più valorizzati. Ho visto sempre un po' troppo il calcio esaltato anche da vittorie non positive, quindi forse non è il caso di concentrarci anche su altro. Per carità è sempre uno sport, però forse non è il caso di concentrarsi su altro. Senti Mario, correre, tu abbiamo visto la sfida, si può correre, però bisogna vedere dove corri, con chi corri e come corri. Allora, come si diceva prima, macchine sempre più potenti, non si riesce neanche a capire se vai a 120, 130 all'ora, sembra di andare a 60, 70 all'ora. Questi ragazzi che pensano veramente di essere invincibili, di farcela, e poi abbiamo visto cosa succede. Ecco, cosa vorresti dire a questi ragazzi che continuamente, molti, non tutti, ma molti, ma anche non solo ragazzi, ma soprattutto loro, si mettono alla guida anche a certe ore di notte, vero, che anche in stato confusionale, perché sono giornate frenetiche, particolari, non c'entra alle volte anche il bere, non è detto che per forza uno deve essere ubriaco, aver preso sostanze, è proprio la confusione che hai una certa ora di notte che dovresti essere a letto a riposare. Ecco, cosa vuoi dire? Ecco, la notte è diventata giorno, il giorno è diventato
diventato notte, vanno a letto alle 6-7 del mattino, se ci vanno alle 8, oppure fanno anche continuato, cioè c'è qualcosa. Ecco, tu che invece delle regole hai fatto proprio il tuo modo di vivere, cosa vuoi dire? Beh, Mirella, che a volte noi prendiamo sotto gamba un po' troppo le cose, forse, no? Perché cioè, diciamo, ma cosa vuoi che succeda? Non succederà niente. E infine, magari sei proprio tu il primo a cui succedono quelle cose. Cioè, niente, se volete correre, cioè, venite in una pista d'atletica se volete comunque correre, cioè, sfruttate le vostre potenzialità se ne avete. Oppure fate uno sport magari con la velocità, che non è detto che per forza siano auto o moto, per forza. Cioè bravo Mario, bravo. Romina, cosa vuoi dire? Come commenti le parole di Mario? Non c'è solo la macchina per correre, ci sono altri modi di correre in maniera diversa, ma soprattutto io penso che sono le regole, la disciplina, capire chi sei in quel momento, se ce la fai, come hai passato la giornata, devo proprio guidare io, ce la farò. Ecco, cos'è che pensano questi ragazzi? Tuo figlio cosa diceva? Ecco, quando tuo figlio usciva di casa, io sono convinta che tu la prima cosa che dicevi era: mi raccomando, vai piano, perché è la frase, quella è la frase che lo diciamo ecco, prego quanti. Robina, come vuoi commentare? Sì, io l'ho sempre detto, e dopo il caso di mio figlio, come quella di Montebelluno, logicamente ci sono casi e casi, perché mio figlio, loro e i suoi amici sono stati ammazzati e lasciati, e anche quell'altro. Io dico una cosa sola, lui ha detto una parola giusta: bisogna correre, venite qui e corriamo. Bene, allora, anche noi nei nostri paesi, ognuno nei propri paesi, penso che all'interno delle amministrazioni, tu mi dirai ce l'hai su con le amministrazioni, no, non ce l'ho su con le amministrazioni, io dico che all'interno delle nostre amministrazioni ci sono dei giovani. Ci sono dei giovani che vivono la stessa cosa che vivono gli altri giovani fuori esterni. Non è possibile che non si riesca a trovare un modo di trattenere questi ragazzi. Allora, ti ho detto prima, a me va benissimo la sensibilizzazione. Ragazzi, per me bisogna incominciare, sindaci, non sindaci, assessori, non assessori, non me ne frega niente. Per me è da parlare all'interno delle autoscuole, coinvolgere sti ragazzi. Ieri ho incontrato un reverendo, appunto, e stavamo parlando di questa cosa, e lui mi ha detto che è da un anno che ha formato questa associazione dove lui ascolta tutti, perché dentro casa a un certo punto ha dovuto fare una scelta, perché suo figlio si drogava e quindi ha dovuto fare una scelta. L'ha fatta bene, perché ha capito che deve aiutare e parlare. Bene, noi adesso con questo, lui ha detto, ci incontreremo e parleremo. Io adesso rispondo in questa maniera: visto che le parole non sono parole, visto che i fatti non si vedono, allora noi, specialmente io adesso, cercherò di costruire insieme a questo reverendo un campo, in modo che ogni persona che viene ad ammancare, perché noi siamo nati dalla natura e ritorniamo alla natura, difficile detto da una mamma così, e ritorniamo alla natura. Però magari su questo campo chi ha voglia di ricordare il proprio figlio o quello che succede, magari anche un giovane può andare a piantare un albero o un fiore per il proprio amico. Forse magari può essere un piccolo messaggio o una piccola cosa che può magari coinvolgere e far vedere ai ragazzi che questo campo si riempie sempre di più, quindi vuol dire che ci sono sempre più vittime. Dopo, Mirella, io sono anche di un'altra cosa: entriamo all'interno delle autoscuole. Entriamo all'interno delle autoscuole, cerchiamo di capire, andiamo incontro alle famiglie. Io adesso non lo so come funzionano con i costi e tutto quanto. Non possiamo fare una guida di mezz'ora. Non è ammesso, e io continuerò a ribadirlo, che bisogna fare una guida di un'ora, portare i ragazzi sulle strade pericolose, mettere una macchina disastrata. Non mi può venire a dire a me una persona: ah, è uno shock. Bene se è uno shock di un'ora, se è uno shock di 2 minuti,
Guardate che è peggio il mio shock. Abbiamo Gabriella da Mogliano. Ciao Gabriella. Complimenti per tutto. Volevo dirle che qua da me, che è una strada privata in campagna, corrono come i pazzi. Ieri è passato un ragazzo che ha fatto con la moto, ha fatto ruota alta, faceva impressione. Io ho pregato solo Dio che tornasse a casa sano. Faceva impressione. Dopo volevo dirle un'altra cosa, che giovani che hanno giudizio e giovani che sono spericolati, esseri umani siamo, c'è poco da dire, c'è quello che ragiona e quello che non ragiona. Dopo volevo dirle un'altra cosa, che io sono appena venuta fuori dall'ospedale di Treviso, che non sono stata operata alla schiena. C'è da fare i complimenti a quei ragazzi che sono in sala operatoria. Brava. Che quei ragazzi sembra che siano una famiglia, saranno in 8, 10, anche 12 e si parlano come fratelli. È da fare i complimenti alla sanità di Treviso, ma i complimenti, ma levare tanto di cappello, e se parlano male della sanità di Treviso siamo dei vergognosi, ma veramente dei vergognosi. Grazie. E purtroppo la gioventù di adesso è così, che bisogna accettare questo e quello e bisogna cercare di parlare come la signora là, però c'è questo e quello. Grazie di tutto. Grazie a te Gabriella, in effetti non è che si critica la sanità, si criticano le liste d'attesa, i medici che non ci sono, averne di medici come li abbiamo, di chirurghi, perché veramente abbiamo delle eccellenze e non solo, abbiamo delle squadre come hai detto tu meravigliose, hai fatto bene a dirlo, e poi ci sono ragazzi e ragazzi. Mario, cosa vuoi dire a Gabriella che dice c'è quello che ha il buon senso e quello che non ce l'ha, però purtroppo quello che non ha il buon senso magari investe quello che ha buon senso, lui si salva e uccide persone che non c'entravano niente. Ecco, è questo il grande problema che abbiamo. Tu vai per la tua strada tranquillo, rispettando i limiti di velocità, comportandoti bene, arriva questa scheggia impazzita ed è finita. Prego Mario. Beh, innanzitutto volevo cominciare anch'io a fare dei complimenti a dei medici della sala operatoria, perché tu non so se sai Mirella, ma anni fa io soffrivo di tachicardia e mi sono dovuto operare, ho dovuto fare un'ablazione e devo anch'io ringraziare dei medici, però non l'ho fatto in Veneto, l'ho fatto a Milano, a San Raffaele, e devo anch'io ringraziare questo team perché sono stati veramente bravissimi, veramente, me li sono proprio sentiti vicini anch'io. Mirella, come si può commentare una cosa così? Cioè, purtroppo se ne sentono di queste storie che uno va tranquillo per i fatti suoi per la strada. Ma tu quando però... sali in macchina con i tuoi amici, che vai a fare? Cioè ne parlate, i cartelli stradali li guardate, controllate la velocità oppure così e così? Perché io penso tu sei una persona per bene, una persona di giudizio. Come ti metti alla guida e come vi mettete alla guida quando sali magari con i tuoi amici? Io Mirella ho un caro amico, però anche lui per dirti, è una persona tranquillissima, è super contrario ad andare veloce, cioè, lo dice anche lui, cioè, lui è proprio una persona più tranquilla del mondo, cioè, non l'ho mai visto correre. No, come dice però la signora giustamente, è giusto creare uno shock alle persone. Bisognerebbe forse purtroppo mostrare queste cose, però... Forse è proprio un monito per far capire alla gente anche cosa comportano questi incidenti, perché come dice giustamente è inutile che tanto lì si stia 5 minuti, là di lì condoglianze di qua, condoglianze di là, però dopo non puoi lasciarli soli perché sennò torniamo da capo a piedi. Allora andiamo a vedere questo dolore della comunità, andiamo a Venezia, sentiamo cosa dicono. Sono vicino alla famiglia, tutta l'associazione lo è, tutta la località lo è, perché sicuramente Mauro e la famiglia tutta era una famiglia di grandi albergatori. Troppo grande il dolore per la tragedia di domenica all'alba, quel nodo in gola si scioglie improvvisamente in un pianto composto e amaro proprio durante l'intervista.
Così il presidente degli albergatori di Jesolo estende il proprio cordoglio a Mauro, l'amico albergatore papà di Mattia Pavanetto, 24 anni, i cui sogni si sono spenti insieme a quelli di Tommaso Cattai, 22 anni, l'amico con cui viaggiava proprio da San Donà verso l'albergo del padre per trascorrere la nottata al Lido per poi recarsi in spiaggia la domenica. Ma così non è stato. Le loro vite, con tutti i loro progetti per il futuro, spezzate per sempre lungo l'argine di via Piave Nuovo a Jesolo, nel frontale con un 38enne di Eraclea, rimasto ferito gravemente ancora oggi in ospedale a Mestre. La notizia è rimbalzata immediatamente fra tutti i colleghi. Ricordo che Mauro è un caro amico, è a pochi... Il papà di Mattia. Il papà di Mattia è un socio dell'Associazione Jesolana Albergatori, nonché consigliere all'interno di quelli che è la nostra Federconsorzi, quindi personaggio stimato, la famiglia tutta sono carissimi amici. Questa settimana, venerdì prossimo, 14 luglio, cade un'altra terribile ricorrenza, quella in cui nel 2019, in un altro incidente, sempre a Jesolo, persero la vita i 4 ragazzi, sempre di Musile di Piave, tutti amici tra i 22 e i 23 anni. A causare l'incidente un 30enne condannato a 8 anni di reclusione. Tra le 4 vittime anche il figlio di Romina Ceccato, Riccardo Laugeni. Esprimo le mie condoglianze a queste famiglie, esprimo la mia vicinanza e la mia totale solidarietà, perché come mamma posso capire che in questo momento si è morti anche noi genitori, non siamo più. E mentre si attendono gli sviluppi delle indagini con la data dei funerali, gli interventi da farsi nell'immediatezza in materia di sicurezza, secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto. Bisogna sicuramente avere molta più attenzione per sistemare le strade, spesso abbiamo delle strade che non sono adeguate, diciamo, a quello che è la viabilità attuale, che è aumentata rispetto agli anni passati, soprattutto alcune strade ad alto scorrimento, e bisogna aumentare le attività anche di formazione proprio presso le persone, presso le città, presso le scuole, coinvolgendo tutti gli attori possibili. Allora Romina, ricordi molto duri, sono ricordi che affioriscono e che fanno molto male perché non si è andati avanti, no, nonostante tutto quello che avete fatto, tutte queste associazioni, ne nascono di nuove ma si rimane sempre là, poi alla fine qualcun altro dovrebbe intervenire, prego. Sai qual è il problema? È che nascono di nuove, però dopo arriva un certo punto che ti senti stanca perché ti senti sola, non vedi nessuno, ti senti sempre le solite parole, ci siamo, ci siamo, ci siamo. La signora prima ha detto una cosa importante, davanti alla sua strada ha detto che c'era un ragazzo che correva a pazza velocità. Bene, io poco tempo fa ho ricevuto una chiamata, sempre dalle parti nostre di Grassagas, che anche lì c'è una strada pericolosa che corrono. Ho chiesto di essere ricevuta e ho chiesto che i cittadini vogliono far presente il disagio. Ma aspettiamo. Allora, ecco cosa ti distrugge dentro ancora di più, oltre al dolore che abbiamo dentro. Io non ho bisogno di aspettare, io non ho bisogno di avere la pacchetta sulle spalle. Io non voglio più vedere queste vite che se ne vanno. Sono ragazzi, hanno in mano un'arma che non sanno usare. Gliela vogliamo insegnare, vogliamo provare, ma ve lo chiedo veramente, se siete genitori, se avete dei figli, guardateli negli occhi e veramente sediamoci attorno a questo tavolo. Anche un psicologo può servire sotto forma di gioco, perché no? Anche un ragazzo come, scusa non mi ricordo... Mario Bertolazzo. Anche Mario Bertolazzo, anche se non è dalla nostra zona, ma può venire benissimo a parlare con loro. Proviamo tutto. È la vita di un ragazzo, di un figlio o di un parente qualsiasi. A casa lo shock è enorme,
è enorme. Ma non è, Romina, che forse ci vorrebbero anche più pattuglie nelle strade? Perché continuiamo a parlare, ma delle volte io percorro, anzi mi sposto da una regione all'altra e non trovo una pattuglia per la strada, e quando vedi qualche rara volta magari queste macchine delle forze dell'ordine, vedi come tutti rallentano, non hanno addirittura paura di superarla. Allora vuol dire che forse qualcosa si potrebbe fare, ma non ci sono le forze dell'ordine, non abbiamo i numeri per fare questo. Cosa vuoi dire? Allora, io ti dico, tu lo sai benissimo, io sono sposata con uno delle forze dell'ordine, non è che voglio difendere le forze dell'ordine, assolutamente. Perché ti ho detto prima il messaggio che ormai è una vita che la sensibilizzazione fatta da una divisa all'interno della scuola forse non passa più, forse non hanno più paura forse non hanno paura delle forze dell'ordine, non hanno paura della divisa. Bene, se le accademie hanno un limite e non si allargano, che cosa mettiamo? Perché io le chiamo sempre le slot machine, queste belle macchine autovelox che servirebbero, almeno dicono, per aiutare a salvare. Ma cosa salvano? Cosa avrebbero salvato l'altra mattina? Adesso non mi deve dare una spiegazione, un'istituzione mi deve dare, anche tramite un telefono, mi deve mandare il messaggio, mi deve dire che cosa avrebbe salvato l'autovelox in quel momento l'altra mattina, o nel caso di mio figlio o nel caso degli altri. Che cosa avrebbe salvato se c'era un vigile? Che cosa avrebbe salvato? Niente, perché avrebbe rallentato, perché si sarebbe messo se uno ha una cintura perché ha visto la divisa, ma dopo zero. Sentiamo Giusy perché siamo in chiusura, vai Giusy. Buongiorno. Volevo chiedere alla signora Romina cosa mi direbbe lei se io penso una cosa, che a questi ragazzi prima di farsi la patente dovrebbero fare il test tossicologico e alcolico, diciamo, e dopo quelli che li trovano che prendono queste cose, tu finché non ti metti a posto non vieni a farti la patente, e dopo quelli magari che prima sono a posto poi dovrebbero fare ogni mese un altro test, e allora questi ragazzi si rimetterebbero un po' sani, perché non hanno nessuno che li controlla se si drogano, corrono con le macchine, perché dopo siamo noi che ne prendiamo di mezzo quando siamo fuori, che andiamo piano, noi diversamente giovani, oppure anche le altre persone giovani che hanno prudenza e vanno piano e sanno dove devono frenare, come devono correre. Ma questi ragazzi qua che prendono la patente, signora Romina, a 18 anni, loro sono così tutti per aria perché pensano di avere non so cosa in mano, e allora io faccio il test tossicologico e se vedo che tu sei dentro a queste cose qua, non vieni a scuola e non ti do la patente. Lei cosa mi dice, signora Romina? La ringrazio. Ciao Giusy, grazie, prego Romina. Allora, io le rispondo questo, io sono pienamente d'accordo con lei. E sa perché sono pienamente d'accordo con lei? Perché mio figlio è morto a causa di qualcun altro. Quindi io sono la prima, ed è per questo che io ho detto prima, lavoriamo sulle autoscuole. Ma io le dico un'altra cosa, io sono non da un mese, ogni giorno. Ogni giorno. Tu prima di fare la patente mi fai quello che lei ha detto. Benissimo, hai fatto la patente, bene. Quando esci da un locale o da qualsiasi posto, fai la prova. Tutti i giorni, e se risulti non prendi più la macchina. Quello che sto dicendo prima, vai, o te la rompo io, la patente non ce l'hai. Non me la ritiri, non ce l'hai, stai dentro o vai a fare qualche servizio. Ma dove ci sono persone che per colpa tua sono rimaste illese. Questo forse piano piano potrebbe essere un piccolo segnale, ma con chi lo faccio se, benedette Dio, queste istituzioni non hanno le orecchie aperte? Allora io chiuderei invece con queste foto di questa staffetta che Mario Bertolaso ha vinto,
Sentiamo come chiude questa puntata Mario Bertolaso, vediamo le foto. Mario, ecco, io penso che, come ha detto Romina, anche tu puoi dare un segnale di positività, ecco, puoi parlare a questi ragazzi. Prego Mario, come ci saluti? Beh, oggi si è trattato un tema veramente non poco duro, un tema molto importante, che a volte la signora dice giustamente è troppo sottovalutato, ha preso sotto gamba, il contanti vabbè ci siamo, ma alla fine si ritorna sempre indietro. Ecco, volevo un attimino, se possibile, accennare a quello che è stato fatto in Francia ormai un mese fa, a Vichy. Ecco, queste sono varie foto della staffetta di vari cambi del testimone. Ecco, insomma, è stata veramente una gran trasferta, devo dire. Ecco, sono belle queste foto, sai Mario, perché ci fanno capire che c'è anche un altro mondo, c'è un mondo che si comporta bene, di bravi ragazzi, seri, come avete sentito il mio amico, quando andiamo via guida piano, non corre. Ecco, forse dovremmo sentire più questi sportivi, questi ragazzi, ecco, coinvolgerli di più, sì, le autoscuole, l'istituto, me ne sono convinta che sono questi ragazzi con questi esempi veramente bellissimi, e complimenti Mario Bertolaso da tutti noi, da tutta Sveglia Veneti, per queste vittorie. Veloce, cosa vuoi dire? Un minuto, no, voglio Romina. dire solo a lui grazie, perché sto sentendo che ha un nodo in gola. Grazie per quello che stai facendo anche tu. È stato che bravo. Con le belle parole sei vicino a una mamma. Vedi Mario l'importanza, ecco, di parlare anche voi. Io sapevo che questa mattina eri molto utile in questi messaggi positivi che tu stai dando, con lo sforzo che stai facendo, con l'impegno veramente, e soprattutto, ecco, con la sensibilità, come ho detto all'inizio, che ha Mario Bertolaso. Grazie, grazie a Mario Bertolaso, questo atleta meraviglioso che ha vinto la staffetta, è andato anche in Francia, vittoria, perciò alta sempre la nostra bandiera italiana con questi ragazzi meravigliosi questa mattina con Mario Bertolaso. Grazie anche a Romina Ceccato, presidente Alba Luci, sulla buona strada. Speriamo bene. Grazie, grazie. La posta di Mirella.
Rồi đợi nha. Rồi cho bác 35.000 4 bạn này. Hôm nay là bán được thịt cho con kia. Đây bán thịt để cho anh yêu đây.